so che alcuni vengono anche da altre regioni d'Italia, benvenuti. E do inizio all'evento destinato agli addetti ai lavori, tra virgolette, cioè dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo delle scuole, ed è un argomento, direi, di stretta attualità, quello sull'alternanza scuola-lavoro. In questo focus noi vorremmo mettere a fuoco innanzitutto alcuni dati retrospettivi sul primo anno di obbligatorietà dell'alternanza e poi le prospettive, che cosa ci aspetta, quali sono gli strumenti che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sta mettendo in atto e ha già messo in atto per facilitare le esperienze di alternanza scuola-lavoro, in vista di un impatto che interesserà le scuole a partire dal prossimo anno scolastico di circa 1,5 milioni di studenti che saranno coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Chiamo quindi sul palco il capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, dottoressa Rosa De Pasquale. Prego. E che ovviamente introdurrà i lavori. Poi chiamo la dottoressa Daniela Beltrame, direttore generale dell'USR del Veneto. Prego. Sì. Prego. Poi il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dottoressa Carmela Palumbo. Prego. Poi il dottor Alfredo Nicifero, che è vice direttore centrale del rapporto assicurativo dell'INAIL, che ci porterà buone notizie sull'assicurazione antinfortunistica degli studenti in alternanza, il dottor Claudio Gagliardi, che rappresenta Unioncamere ed è l'esponente di spicco che si interessa dell'alternanza e porterà anche egli buone notizie sul registro nazionale per l'alternanza. Il professor Luciano Monti, che è docente di politiche dell'Unione Europea. C'è il professor Monti? No, ok, allora lo aspettiamo. Il sottoscritto Fabrizio Proietti, sono dirigente presso la direzione per gli ordinamenti scolastici. E poi a chiusura dei lavori, però credo che si aggiungerà più tardi, il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, il dottor Gabriele Toccafondi, che ci sta ascoltando dal posto. Bene, allora subito la parola alla dottoressa De Pasquale. Prego. Grazie. Allora, io ci tenevo a essere qui oggi perché questo anno che abbiamo alle spalle è stato un anno molto importante per questa innovazione che poi, scusatemi, devo alzare perché sennò non mi riesce di parlare, se non vedo le persone. Scusatemi le spalle. Poi dovendo dare un saluto mi fa piacere, insomma, avere la possibilità di un contatto maggiore. Allora, mi fa molto piacere essere qui oggi e mi sembra molto importante che noi siamo qui, ragazzi, quindi studenti, docenti, dirigenti, il Ministero, le scuole, il mondo della scuola nella sua variegata bellezza e molteplicità, no? Ecco, mi sembra molto importante perché noi oggi siamo a un anno e mezzo di questa
bellissima novità, che in fondo non era nemmeno una novità perché le scuole lo facevano da tanto tempo, ma come io dico sempre, la legge 107 di riforma non è nata come un fungo, ma non ha fatto altro che mettere a sistema e trasformare in norma qualcosa che le scuole, tutta la vita che le scuole via via in questo tempo, nonostante tutti i tagli, le difficoltà e così via, sono riuscite e riescono continuamente a porre in essere. Allora, l'alternanza scuola-lavoro c'era, solo che non era un'esperienza che alcuni tipi di scuole facevano, perché in qualche modo era legato, molto strettamente legato alle loro discipline, ecco, magari più tecniche, più professionali. Allora, invece qui l'idea è stata proprio, è un cambiamento culturale. Allora diciamo, c'è stata questa esperienza, no? Che anche tanti vostri compagni precedenti hanno fatto, ma solo perché magari non ai tecnici, ai professionali, la cosiddetta terza area, un'esperienza bellissima che i nostri tecnici e i nostri professionali facevano. Ecco, da lì, da quella vita, è nata perché il futuro è un cuore antico, per cui nulla nasce dal nulla, no? Ma nasce dalla vita, dall'esperienza, dal fatto che qualcuno si impegna e magari anche al di fuori degli orari, al di fuori dei tempi, no? Anche al di fuori a volte, anche nell'assenza di norme specifiche, quante cose le scuole fanno, le nostre scuole fanno in questa dimensione, ecco, però nasce dalla vita. E allora si è visto che questa è un'esperienza importantissima per i nostri giovani, per il nostro futuro, perché collegava fortemente quello che loro facevano a scuola, la teoria, alla pratica. Tu comprendi meglio se capisci a che cosa serve quello che tu studi, e lo studi meglio, e lo studi bene, e non lo studi per arrivare a un 6 stentato, ma lo studi per arrivare a realizzare qualcosa di meglio per la tua comunità, il tuo territorio, la tua scuola autonoma in quel territorio. Tu fai sì che davvero quella scuola diventi il motore di crescita e di cambiamento di quel pezzetto tuo, di quella tua comunità. Ecco, allora si è sperimentato che questa era un'esperienza forte per i ragazzi, che davvero li aiutava a meglio comprendere anche perché studiavano. E allora c'è chi deve fare delle scelte, c'è chi fa politica, chi deve amministrare un paese. È giusto che colga le cose migliori che ci sono e scelga, e quindi è stato scelto di dire questa esperienza deve essere messa a sistema, e deve essere messa a sistema con 400 ore per i tecnici e i professionali nel triennio e 200 ore. Quando è successo, tutti hanno detto: ma no mamma, sono tantissime, come si farà? Ma poi i classici, gli scientifici, cioè i licei che non sono abituati, come faremo? E invece noi in 1 anno e mezzo, con l'impegno di tutti, guardate, perché nulla nasce dal nulla, e le riforme e le norme camminano sulle gambe delle persone, nessun altro, se no rimangono lettera morta. Quindi con l'impegno del Ministero, è giusto riconoscercelo, che è al servizio della scuola e che quindi deve costruire insieme alla scuola ciò che serve alla scuola, ai nostri ragazzi, quindi del Ministero, dei nostri USR, dei nostri uffici scolastici provinciali, delle nostre scuole, di tutte le associazioni che io ringrazio anche, degli industriali, di tutte le varie categorie, diciamo, produttive di questo paese, e anche con tutte le altre amministrazioni, perché noi adesso è veramente un pullulare di esperienze di alternanza scuola-lavoro. Io dico sempre, è fondamentale per chi lavora col futuro, cioè per la scuola, per chi lavora col futuro, mettere in movimento la fantasia. Ecco, io direi che se c'è una cosa della riforma che in questo anno ha attivato la fantasia persino del Ministero, che non è poca cosa, è l'alternanza scuola-lavoro. Davvero ci siamo fatti venire in mente, cominciando dalla più piccola scuola che magari si trovava in una situazione di un territorio
anche disagiato, per cui dice: dove li porto io questi ragazzi a fare alternanza scuola-lavoro? Ecco, abbiamo attivato la fantasia, per cui davvero abbiamo esperienze bellissime, innovative, davvero culturalmente molto importanti per il nostro paese, di alternanza scuola-lavoro in moltissime situazioni. Allora, io di questo, e poi chiudo perché dopo vi sarà detto benissimo da tanti, tutti i dati, vi sarà detto tutte appunto le cose belle che si sono realizzate anche con altri ministeri, con l'INAIL. Siamo vicini a Natale, quindi sono tutti regali bellissimi che possiamo consegnare alla nostra scuola. Ecco, quindi io poi mi taccio, però io davvero volevo ringraziare le scuole, volevo ringraziare tutti i docenti, i dirigenti che si sono impegnati in questo e che non si sono arresi e che non si stanno arrendendo e che continueranno a non arrendersi davanti alle tante difficoltà che un'esperienza di questo genere può effettivamente generare. Però io penso che valga la pena, che sia un'esperienza che valga la pena vivere e che poi dopo ci fa dire: però siamo andati oltre, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, anche lì dove pensavamo di non arrivare. Un'altra cosa ci tengo a dirvi: se qualche scuola non ce la fa, magari vede che quest'anno, io già l'anno scorso lo dicevo, questa è una riforma grossa, è un cambiamento di mentalità, non ci preoccupiamo, pensiamo che non è che dobbiamo fare tutto in un anno, tutto in 2 anni, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo prenderci il tempo giusto, non troppo, perché dopo se no ci fermiamo e ci accomodiamo, ma dobbiamo anche pensare che il tempo è un fattore che può essere vissuto anche lì dove è più difficile, con una certa, diciamo, più serenità. Ecco, non lo prendiamo come uno dei tanti adempimenti da fare, ma prendiamolo davvero come un atto vitale, come un momento di cambiamento culturale di questo paese. Cioè la scuola sta cambiando in modo positivo la cultura del rapporto fra ciò che viene insegnato, cioè che l'istruzione proprio come viene istruita una persona, e l'attività e la competenza che questa persona deve poter avere, no? E quando io parlo di persona, perché la persona è sempre unica, fin dall'asilo in su, è sempre quella persona che noi stiamo formando. E l'importante è formare competenze e tirar fuori da quella persona quello che davvero è la vocazione di ognuno. Ecco, io penso che l'alternanza scuola-lavoro e quindi l'orientamento, l'alternanza scuola per l'orientamento, come diceva oggi il Ministro, sia un fattore determinante. Quindi guardate quante positività ha l'alternanza. Quindi grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che state facendo, grazie per quello che farete e davvero non ci arrendiamo, non arrendiamoci, ecco, continuiamo ad andare avanti. Noi adesso istituiremo anche una cabina di regia, l'abbiamo già istituita al Ministero, proprio perché vorremmo a distanza di 1 anno da questa esperienza anche con voi, e quindi sarete chiamati anche dai territori a dirci tutte le positività, le difficoltà che state trovando, le eventuali proposte che avete da farci, perché voi siete, come dico sempre io, la scuola militante sul fronte. Ecco, quindi la costituzione di questa cabina di regia avrà proprio questa funzione, ecco, di avere una punta avanzata proprio per non fermarci, ma per andare avanti insieme. Quindi grazie ancora e buonissimo lavoro. Bene, grazie alla dottoressa De Pasquale che ha messo in evidenza l'obiettiva difficoltà che ha portato l'alternanza scuola-lavoro con la sua obbligatorietà, ma quanta mole di lavoro sta facendo il Ministero e quanta mole di lavoro stanno facendo le scuole che stanno in prima linea ed effettivamente stanno dando un contributo molto molto importante a questo cambio culturale, perché questo è un cambio di cultura proprio vera e propria nella scuola. Bene, adesso i saluti
della dottoressa Daniela Beltrame, che è direttore generale dell'USR del Veneto, e che ci ospita in questa importante manifestazione, e un ringraziamento anche ai suoi collaboratori, alla dottoressa Beltrame e ai suoi collaboratori, che tanto ci stanno aiutando e ci hanno aiutato alla organizzazione di questa manifestazione. Prego. Grazie, buonasera e benvenuti a tutti. Ringrazio soprattutto il Ministero, innanzitutto il sottosegretario Toccafondi, il direttore generale Palumbo e tutto il suo staff, che veramente hanno guidato questa grandissima, importantissima riforma attraverso le linee guida che sono state fondamentali per gli uffici scolastici regionali e anche per l'attenzione di voler dedicare in questa giornata di Job Orienta, questa fiera nazionale, proprio un'anteprima di tutte quelle che sono le novità che guideranno insomma, questo percorso, questa importante riforma nei prossimi anni. E innanzitutto posso dire che l'esperienza del Veneto del primo anno di entrata in vigore dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro è stata positiva. Noi abbiamo fatto un monitoraggio e da questo monitoraggio, che insomma quasi hanno risposto oltre il 95% delle scuole, il risultato è stato che su 39.844 studenti del terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado hanno svolto percorsi di alternanza ben 36.186 studenti. Ecco, questo praticamente questo dato ci conforta, è molto positivo, e soprattutto siamo andati anche a intercettare il numero di ore che sono state svolte in alternanza nel primo anno, addirittura superiore alla media del triennio, e abbiamo visto che in tutti gli indirizzi indifferentemente c'è questa, diciamo, assoluta attenzione. Delle ore svolte in alternanza mi sembra molto, molto positivo e molto favorevole il fatto che abbiamo avuto un 72% delle ore svolte nelle strutture ospitanti e quindi il 28% delle ore sono state svolte nelle scuole, nelle classi, proprio come attività di preparazione. Ecco, quindi noi in Veneto contiamo un numero veramente minimo di studenti che nell'anno precedente non hanno iniziato l'attività di alternanza, si aggirano sui 1.000, ma ecco, quindi possiamo capire e anzi monitoreremo molto da vicino questi dati. Ecco, quindi siamo soprattutto molto, molto positivi e molto ottimisti anche sulla qualità, perché abbiamo constatato che per il 99% dei percorsi di alternanza c'è stata coerenza tra il profilo di studi, quindi l'indirizzo, e quella che era invece l'attività della struttura ospitante. Questo è un dato molto favorevole. Io sono sicurissima che anche nelle altre regioni questa qualità è stata presa molto bene in considerazione, e credo che sia stato anche importante il ruolo che hanno svolto gli uffici scolastici regionali, che hanno tenuto proprio sempre molto presenti le linee guida, perché le linee guida dicono veramente qual è il modello di alternanza scuola-lavoro in Italia. Ecco, quindi sicuramente la sfida è quella dei numeri. Noi da questi primi 39.844 dell'anno scorso si aggiungono altri 39.000, arriveremo a regime a 118.000 studenti. Certamente immagino che anche portare in alternanza un numero altissimo a livello nazionale, è già stato detto questa mattina, 1,5 milioni di studenti, ecco, è un dato che preoccupa sia per quanto riguarda il numero delle strutture, ma anche per quanto riguarda la coerenza che noi dobbiamo assicurare ai nostri studenti, e quindi dando a tutti loro la possibilità di accedere a percorsi di alternanza dove attraverso compiti di realtà sviluppino conoscenze, apprendimenti, ma soprattutto competenze che siano coerenti con l'indirizzo e anzi servano poi anche a sviluppare quella specificità dell'indirizzo di studio, in modo da
costituire, creare delle competenze che poi siano utili anche per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi un'importantissima riforma che, come ha detto giustamente il Ministro, ci avvicina all'Europa, sicuramente vuole abbattere quel dislivello che abbiamo ormai accumulato storicamente tra quanto riguarda i dati dell'occupazione e i nostri percorsi di studio, ma soprattutto i 3 grandi aspetti fondamentali che sono il cambiamento culturale. La scuola mette al centro, ecco, come obiettivo del sistema scolastico l'attenzione all'occupabilità. Questo cambia anche la missione della scuola, che deve avere una particolare attenzione a un ruolo socio-economico, e motiva moltissimo senz'altro gli insegnanti. Il grandissimo cambiamento sul piano organizzativo, perché si tratta di veramente fare a meno della struttura della classe come regola prestabilita, quindi collaborare con il territorio, ma soprattutto, ecco, creare queste figure dei referenti dell'alternanza, dei tutor interni e soprattutto il coinvolgimento pieno degli organi collegiali. Ecco, questo è fondamentale, nelle linee guida è ben definito e questo è molto importante, ma anche poi sul piano didattico, no? Perché, come diceva giustamente il capo dipartimento, qui viene meno, ecco, quel dogma della trasmissione del sapere attraverso la lezione frontale, e l'alternanza è veramente un'apertura a un'acquisizione di conoscenze anche proprio non formali, un luogo di apprendimento che diventa il luogo di lavoro. Ecco, quindi sicuramente dietro questi dati, che adesso penso che siano, insomma, facilmente, ecco, raggiunti anche da altre regioni d'Italia, senz'altro i dati a me sembrano molto positivi, molto promettenti. Dietro c'è un lavoro di accompagnamento che è molto importante, soprattutto perché questa riforma così importante parte con diciamo un aspetto che potrebbe essere critico, ma forse anche no, nel senso che, ecco, gli insegnanti non tutti hanno potuto avere una formazione, quindi valorizzando l'expertise degli insegnanti che hanno, ecco, per tanti anni condotto questo ruolo, contiamo anche di puntare moltissimo sulla formazione e anche sulla circolare, sulle possibilità economiche di formare gli insegnanti che si sono aperte con la circolare del 15 settembre. Ecco, quindi dietro tutto ciò c'è un grande lavoro anche dei referenti regionali, provinciali, così in Veneto come nelle altre regioni, perché noi veramente, al di là di tutti i sacrifici, abbiamo nel cuore e nella mente un'idea, e cioè che quella con il quale stiamo lavorando, il materiale con il quale stiamo lavorando in questo momento e per questo obiettivo, sono i sogni dei nostri ragazzi, e quello veramente è la motivazione e la gratificazione migliore. Grazie. Bene. Grazie alla dottoressa Beltrame, che mi sembra che abbia messo a fuoco 3 punti fondamentali, 2 rivolti alle scuole, e cioè l'importanza di una qualità dell'alternanza. I percorsi devono essere percorsi di qualità, e su questo tutti noi sappiamo bene che è molto difficile dare una qualità. Il Veneto ci sta riuscendo, ci deve riuscire anche le altre scuole d'Italia. Il secondo aspetto, sempre dedicato alle scuole, è quello che deve coinvolgere tutti gli organi della scuola, tutti gli organi previsti dagli ordinamenti, anche quelli che alcune scuole non avevano attivato. Parlo del CTS o il CS per il Comitato Scientifico per i licei, questa programmazione dei dipartimenti e poi dei consigli di classe, poi, che devono essere recepita poi dalle programmazioni individuali dei docenti. Ecco, l'alternanza ha avuto il compito di mettere in moto tutti questi meccanismi e di perfezionare questi meccanismi all'interno di ogni scuola. Il terzo è quello della formazione degli insegnanti, e da questo punto di vista il Ministero recentemente ha presentato il piano della formazione dei docenti, che abbraccerà un triennio e che dedica all'alternanza scuola-lavoro ben 6 milioni di euro, e quindi dal quale ci si aspetta molto. Bene, ora abbiamo la presentazione
dei dati dell'alternanza alla luce del primo anno di obbligatorietà e le prospettive che ci aspettano, ce ne parla la dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Prego. Grazie. Allora, dopo, se dirò cose sagge, allora, intanto benvenuti a tutti. Facevo una riflessione proprio mentre parlavano gli altri relatori. Io credo di essere alla 14ª, 15ª edizione di Job, perché sapete che ho un trascorso qui in Veneto di un po' di anni e quindi conosco bene questa manifestazione, e devo dire che è stata una manifestazione che in tema di, diciamo, transizione tra scuola e lavoro è sempre stata all'avanguardia, cioè ha sempre lanciato quelle che erano le linee di tendenza, le politiche. Però dobbiamo dirlo, quest'anno c'è un cambio di passo nel tenore di questo tipo di evento. Noi tutti i giovedì pomeriggio, cioè nel pomeriggio della prima giornata, lo abbiamo dedicato ormai da parecchi anni proprio all'alternanza scuola-lavoro. Ma riflettevo su questo. Come era diverso il contesto della nostra presenza, del nostro intervento. Una decina di anni fa si presentavano delle esperienze di tipo pionieristico, delle avanguardie, delle eccellenze di alcune scuole che praticavano una metodologia che cominciava a essere prevista nel 2005, ma che vedeva, diciamo, una situazione assolutamente a macchia di leopardo, anzi poche macchie su questo leopardo, diciamo così, se così posso dire. Quindi i nostri interventi avevano soprattutto la funzione di promuovere una metodologia che era ritenuta innovativa, particolarmente efficace ai fini dell'orientamento, per collegarci con una didattica innovativa di tipo laboratoriale. La questione dell'occupabilità, che adesso è chiaramente venuta alla ribalta, era un pochino più sullo sfondo, cioè il fatto che la scuola dovesse occuparsi non solo di formare studenti competenti, ma studenti che appunto in quanto competenti siano occupabili. Ovviamente la scuola non è il Ministero del Lavoro, noi non siamo il Ministero del Lavoro, anche se lavoriamo a braccetto con loro, però dobbiamo creare le condizioni perché questi studenti siano occupabili. Bene, questo cambio di passo si vede direi in modo plastico dal seminario di oggi e dagli interventi che sono programmati. Non siamo qui a promuovere una strategia didattica, ma siamo qui quest'anno a fare, tanto per cominciare, il punto di un percorso che si è avviato, che si è generalizzato nelle scuole, è a ordinamento. A me non piace dire è obbligatorio, che l'alternanza è obbligatoria dal terzo anno. L'alternanza è curricolare dal terzo anno. Questo fa più luce sulla qualità che sulla diciamo mera quantità o d'obbligatorietà. Siamo qui a parlare quindi di dati del primo anno e siamo qui a ancora insistere sugli aspetti di tipo infrastrutturale, se così posso dire, cioè tutto ciò che noi MIUR e anche le altre strutture, direi, di servizio del nostro Paese possono fare affinché l'alternanza sia assolutamente accompagnata dentro le scuole, appunto io direi infrastrutturata. Noi non è che possiamo risolvere il nostro compito, anche se è importantissimo, dicendo, cioè, creando il contesto normativo, assegnando alle scuole un finanziamento ormai costante che sta in legge, quindi non dipende dalla scelta che si fa annualmente di come spendere determinate risorse, ma sta dentro la legge. Ma abbiamo la necessità anche di fornire alle scuole tutta quella serie di informazioni, servizi, infrastrutture, e oggi credo che la presenza dell'INAIL da questo punto di vista in particolare sia per noi significativa, che sono necessarie a svolgere questo percorso come percorso normale, ordinamentale, curricolare per le scuole.
Si diceva è stato un anno molto faticoso, sinceramente ricordo quando Fabrizio fu assegnato fortunatamente alla mia direzione, gli dissi arrivi al momento giusto, saremo nell'occhio del ciclone, e infatti conferma che avevo ragione. Beh, insomma, io credo che però abbiamo lavorato diciamo con le condizioni giuste dentro al Ministero, devo dirlo, perché abbiamo avuto intanto chiarezza e unitarietà di obiettivi, costanza di obiettivi, una guida diciamo politica sicura. Qui c'è il sottosegretario Toccafondi che non finirò mai di ringraziare per la sua guida ferma, sicura, il Ministro ovviamente l'avete sentito stamattina, anche la segreteria tecnica del Ministro diciamo ci ha dato, pur nella discontinuità delle persone, però una assoluta continuità di indirizzo, di lavoro, di collaborazione, e queste sono condizioni importanti. La rete degli USR, fondamentale, perché altrimenti anche qui si poteva, diciamo così, fare poco, ci sono parecchi colleghi qui presenti in sala, e soprattutto le scuole che hanno assolutamente compreso la centralità e l'importanza di apportare un cambiamento veramente radicale al modo di fare scuola attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Come diceva il nostro capo dipartimento, non dobbiamo neanche essere presi dall'ansia di fare tutto e subito in modo assolutamente perfetto, a parte che la perfezione non è di questa terra. E credo che sia però importante che ci siamo veramente incamminati su questa strada, una strada irreversibile per la nostra scuola. Se posso dirlo, chiunque ci governi, ci governerà da qui a 20 anni, io credo che la strada dell'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo, il nostro Paese l'ha decisamente, definitivamente imboccata. Di questo dobbiamo prendere atto oggi, quindi ecco la differenza. 10 anni fa si parlava di una metodologia per pochi eletti, adesso parliamo di una realtà che deve infrastrutturarsi, radicarsi, diventare sempre maggiormente di qualità. Quindi credo che questo sia veramente un motivo che forse dovrebbe essere di maggiore orgoglio per il nostro Paese. Io non so quanto, al di là diciamo, degli addetti ai lavori, ci sia la coscienza e la consapevolezza di quale cambiamento radicale si stia veramente facendo nell'ambito delle nostre scuole, quindi non ci dobbiamo proprio stancare di parlarne. Io prima di darvi alcuni dati volevo dire, anticipo la seconda parte del mio intervento, cioè un po' le prospettive. Allora, per quanto riguarda il MIUR in senso stretto, noi ovviamente continueremo tutte le azioni di sostegno e di accompagnamento, credo che integreremo la guida operativa, quindi faremo una sorta di appendice con alcune questioni che abbiamo potuto anche noi mettere a fuoco nel corso di quest'anno. Per esempio ci sono alcuni contesti particolari, che ne so, vi faccio un esempio, gli studenti che fanno il quarto anno all'estero, la devono fare, non la devono fare l'alternanza, gli studenti che fanno il merito distinto, quindi anticipano un anno, insomma ci sono varie situazioni che ci sono state segnalate dalle scuole, che noi abbiamo raccolto, e anche dagli USR abbiamo raccolto, e quindi faremo, diciamo così, un appendice, cioè le svilupperemo in questa guida operativa per essere chiari, diciamo, in questa azione di accompagnamento. E poi ovviamente strategico e fondamentale sarà il piano di formazione. Nel piano di formazione che è stato presentato qualche settimana fa dal nostro Ministro, la sezione che riguarda, anche lì ci sono parecchie risorse messe dalla legge 107, che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, è una sezione importantissima. Noi abbiamo il dovere, in questo senso abbiamo il dovere verso le scuole di mettere a disposizione risorse per la formazione e indicazioni ovviamente per la formazione dei tutor scolastici, perché ovviamente il corpo docente non nasce ha una formazione accademica,
sono persone che provengono spesso da tutt'altra realtà, storia personale, storia professionale. Quindi abbiamo la necessità, e questo vedete è uno dei motivi del successo e del radicamento del sistema duale in Germania, visto che si guarda molto a questo paese. Quindi abbiamo l'impegno forte nei prossimi anni anche di raggiungere il numero sempre più ampio di docenti per la formazione come tutor aziendali. Questo inciderà chiaramente anche sul livello di qualità delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, sulla consapevolezza delle ricadute anche formative intendo proprio collegate al percorso formativo, allo specifico indirizzo di studi frequentato dagli studenti. Quindi questi credo che possiamo tratteggiare come gli impegni più interessanti che dovremo affrontare. Poi del sito si parlerà, quindi non voglio dire altre cose e togliere spazio agli altri relatori. E voglio andare su alcuni dei dati, sono stati anche per la verità già in parte anticipati, ma se li riguardiamo e ci riflettiamo, peraltro il nostro Ministero, l'ufficio statistico farà uscire a breve un focus proprio sui dati quantitativi del primo anno di applicazione dell'alternanza curricolare. L'Indire sta lavorando su un monitoraggio di tipo qualitativo, quindi andrà a cogliere aspetti un attimo più raffinati, però vi assicuro che già il dato quantitativo ci illumina anche su alcuni profili, secondo me, anche di tipo qualitativo. Intanto il primo elemento è il numero di scuole statali e paritarie che hanno offerto percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno 15-16, quindi parliamo ovviamente dell'anno che si è concluso, è di 5.900 unità, 5.900 scuole che hanno attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro. Si tratta del 95% delle scuole statali e del 61, quasi 62% di scuole paritarie. Il dato delle scuole paritarie, se lo andiamo a vedere confrontato a quello del 14-15, vede veramente un'impennata, cioè il numero di scuole paritarie che offrivano percorsi di alternanza era molto ridotto, quindi il gap forse che è stato, colmato in quest'anno è molto molto apprezzabile anche rispetto al dato delle scuole statali. Devo dire, io ovviamente non vi elenco la situazione di ogni regione, però il dato è abbastanza omogeneo, cioè tutte le regioni si avvicinano, contribuiscono a questo 95%, si va da un 91% a un 97%, il range è questo tra le regioni, quindi effettivamente una innovazione che si è radicata in tutti i territori in un numero veramente elevato di scuole. Interessante è anche il dato del numero di percorsi in alternanza scuola-lavoro. Ovviamente sapete che ogni scuola ne può attivare una pluralità e questo è un dato veramente impressionante, 29.437 percorsi di alternanza scuola-lavoro in queste 5.900 scuole, istituzioni scolastiche. Quindi un dato veramente massiccio. Interessante anche capire la natura di questi percorsi dal punto di vista temporale, percorsi tipo annuale, che hanno quindi una programmazione annuale, biennale e triennale, e la maggioranza dei percorsi ha una programmazione, un arco di programmazione e svolgimento annuale, l'82,5%. È molto interessante che c'è un 15,1% di percorsi che sono stati programmati, progettati sul triennio, quindi credo che sia un dato, ripeto, siamo partiti l'anno scorso e c'è già un 15% di scuole che ha guardato, a un orizzonte così ampio. Come si suddividono questi percorsi a seconda dei vari indirizzi di studio? Ma anche questo dato è molto interessante. In realtà il dato riproduce la ripartizione
degli studenti della scuola superiore nelle varie tipologie di scuole e di indirizzi. Infatti abbiamo un 58% di questi studenti, degli studenti che effettuano percorsi di alternanza, che sta nei licei, un 27% nell'istruzione tecnica, un 19% nell'istruzione professionale. Questo sapete che sostanzialmente riproduce la ripartizione fra tipologie di scuole dei nostri studenti che frequentano la scuola superiore. Quindi, tra l'altro, si capisce anche molto bene che i licei hanno fatto da questo punto di vista un percorso di particolare avvicinamento anche alla realtà, soprattutto dell'istruzione professionale, che invece era quasi completamente già coinvolta nell'alternanza scuola-lavoro. Interessante anche il dato della impresa formativa simulata. Le scuole vi hanno fatto ricorso in questo primo anno e sono il 6,6% del totale delle scuole che hanno effettuato percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'altro dato interessante, ed è l'ultimo che do, vi assicuro, non vi annoio più, è quello del numero degli studenti. Il Ministro stamattina lo anticipava questo numero, lo ha ricordato. 652.641 sono gli studenti del terzo, quarto, quinto anno della scuola superiore che hanno effettuato percorsi di alternanza. Si tratta del 45% degli studenti di questi stessi anni, terzo, quarto, quinto. Se isoliamo il terzo anno, cioè l'anno della entrata curricolare dell'alternanza scuola-lavoro, vediamo che di questi 652.000 il numero degli studenti del terzo è 455.000, quindi è lì che abbiamo avuto la grossa fetta di ingresso nell'alternanza scuola-lavoro, e qui si tratta del 91% degli studenti del terzo anno. Ovviamente sono studenti, ci preoccupiamo anche di quel 9% che non c'è, che non ha assaggiato l'alternanza scuola-lavoro. Ovviamente c'è il secondo e il terzo anno dove si potranno effettuare, quindi le scuole che non hanno dato questa possibilità potranno da questo punto di vista recuperare. Ovviamente la tipologia di aziende nelle quali o soggetti ospitanti nei quali sono state effettuate le esperienze di alternanza è la più varia, quindi non vi sto a dire, anche perché ci sarà un intervento specifico più su questo. Insomma, io credo che i dati siano assolutamente importanti e ci diano forse ancora maggiore responsabilità, no, nel perseguire questa innovazione ormai, ripeto, irreversibile della nostra scuola. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Carmela Palumbo che ci ha dato per la verità tanti motivi di spunto. Questo passaggio da un'alternanza pionieristica a un'alternanza, possiamo così dire, ordinamentale, appunto, e quindi che ha come obiettivo quello di creare le condizioni affinché gli studenti siano occupabili. Questo perché l'alternanza scuola-lavoro è vero, lo dice anche la legge, è anche un diritto degli studenti a poter fare dei percorsi di alternanza, cioè gli studenti, oltre che anche dei doveri che avranno poi in alternanza scuola-lavoro, e questo verranno declinati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti di prossima emanazione, hanno soprattutto il diritto di poterla fare, e questo diritto, se vogliamo, è un qualcosa che trovano gli studenti che adesso stanno cominciando il triennio, mentre invece gli studenti degli anni precedenti non avevano, e questo è un di più, è un valore aggiunto, ma risponde all'ottica di miglioramento delle attività didattiche delle scuole. Poi una particolare nota di encomio, direi,
ai licei che stanno facendo un grosso sforzo per allinearsi sull'alternanza scuola-lavoro, e quindi gli battiamo le mani soprattutto ai licei da quest'anno. Però non dimentico ovviamente gli istituti tecnici e gli istituti professionali, ai quali le mani le stiamo battendo ormai da anni, perché hanno una grossa esperienza da anni sull'alternanza scuola-lavoro. E poi una particolare nota di encomio anche agli uffici periferici del Ministero, perché tanto stanno supportando anche le scuole e si stanno interfacciando con noi del Ministero, e quindi quante ore passate al telefono a discutere sulle rendicontazioni, i criteri di selezione dei progetti, questo sì, questo no, e quindi una particolare nota di encomio. Passiamo adesso agli argomenti di più stretta rilevanza operativa, in quanto proprio assolute novità che si sono aggiunte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Primo tra tutti l'argomento dell'assicurazione antinfortunistica degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Noi del Ministero abbiamo tempo fa formulato proprio un vero e proprio interpello all'INAIL, proprio per chiarire alcuni aspetti alla luce di queste grandi novità che ci sono nella legge 107, e prontamente l'INAIL ha risposto in uno spirito di collaborazione tra amministrazioni, quello che ci deve essere tra amministrazioni. Devo dire che hanno risposto molto bene, perché hanno emanato, proprio in occasione della giornata della sicurezza nelle scuole, il 21, la giornata della sicurezza è il 22, ma il 21 è uscita la circolare numero 44 dell'INAIL, i cui contenuti adesso ci esporrà il dottor Nicifero, vice direttore centrale del rapporto assicurativo. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio il MIUR per l'invito, per partecipare a questo evento così prestigioso, la dottoressa Palumbo e il dottor Proietti, col quale abbiamo intrattenuto una proficua, eccellente collaborazione sul piano tecnico, proprio per sciogliere tutti quei dubbi, quelle perplessità, quegli elementi di novità, per interpretare gli elementi di novità che il sistema dell'alternanza scuola-lavoro ha introdotto nel panorama dell'assicurazione pubblica dell'istituto. Prima di entrare nel merito della circolare, o di illustrare, diciamo, gli aspetti particolari, insomma, più di stimolo della circolare, volevo, a parte innanzitutto portare i saluti del nostro direttore generale, del nostro presidente, del dottor Lucibello, del professor De Felice, del dottor Cariola e il direttore centrale del rapporto assicurativo, che è stato parte attivissima, diciamo, in questi approfondimenti tecnici che abbiamo fatto con gli uffici del MIUR. Volevo fornire anche io alcuni dati minimi, 2 o 3 dati, in relazione all'andamento infortunistico che riguarda gli studenti delle scuole pubbliche e delle scuole private. Diciamo che il trend infortunistico rispetto al 2015 rispetto al 2014 dobbiamo notare che è in lieve calo, insomma, nel 2000 di circa 7 punti percentuali in meno rispetto a quello del 2014, quindi c'è un primo dato sostanzialmente positivo. Purtroppo ancora le denunce di infortunio sono tante e sono significative come numero, sono circa 77.000 le denunce di eventi infortunistici che l'Istituto ha registrato nell'arco del 2015. Come dicevo, c'è un trend sostanzialmente positivo di riduzione del fenomeno infortunistico, che è di circa 7 punti rispetto al 2014 e addirittura di 16 punti percentuali in meno se il confronto lo facciamo con gli eventi denunciati nel 2011. Quindi c'è un percorso quinquennale che in tutto sommato dà la dimostrazione, diciamo, che la sicurezza nella scuola, la sicurezza dei nostri studenti, dei nostri figli nella scuola, tutto sommato è una sicurezza concreta. Il calo dà atto che comunque ci sono
si sono avviati comunque degli interventi per mettere in sicurezza le scuole, degli interventi per formare o comunque informare, diciamo, sia il corpo docente che il corpo, che tutti gli alunni, insomma, sui rischi che possono, che incombono, diciamo, durante le ore scolastiche, durante l'attività per il quale ovviamente l'istituto assicura gli studenti delle scuole, ossia sappiamo benissimo durante le esercitazioni pratiche, durante le ore di educazione fisica, durante le ore di laboratorio, durante le gite scolastiche. Ecco, questo è diciamo, il cuore della tutelabilità degli studenti, sia delle scuole statali che delle scuole paritarie. Il punto fondamentale, diciamo, della circolare, diciamo, delle novità introdotte dalla circolare attiene all'esame, diciamo, alla valutazione della indennizzabilità degli eventi. Questo perché dal punto di vista strettamente assicurativo non c'era alcun dubbio che gli studenti in alternanza scuola-lavoro fossero assicurati come tutti gli altri studenti seduti a scuola durante le ore di laboratorio, le esercitazioni di educazione fisica, le gite, eccetera, eccetera. Quindi sono sicuramente da assicurare. L'assicurazione delle scuole statali avviene secondo il regime della gestione per conto, quindi le scuole e gli istituti scolastici non versano dei premi assicurativi, ma si rimborsano all'istituto gli oneri che l'istituto ha sostenuto per l'indennizzabilità di questi eventi, mentre per le scuole paritarie sappiamo benissimo che l'assicurazione si concretizza mediante il pagamento di un premio speciale, anche se di natura minima, intorno ai 2,50 € a studente. Poi faremo una riflessione anche su questo elemento. Quindi sicuramente c'è l'assicurabilità così come era garantita per tutti gli altri studenti. È chiaro che nel momento in cui lo studente, come dire, veste ora questa doppia giacca, diciamo, no? Di studente in attività di laboratorio presso le scuole, oppure di studente presso le aziende o presso realtà esterne alla scuola, è chiaro che i rischi che incombono sullo studente sono ben diversi. Noi addirittura siamo arrivati a come dire, una sorta di paragone, anche se sappiamo benissimo che lo studente che svolge attività di alternanza scuola-lavoro non è soggetto a un contratto di lavoro, quindi non si instaura un rapporto di lavoro con l'azienda, però dal punto di vista assicurativo, dal punto di vista della rischiosità dell'attività che lo studente svolge, abbiamo ritenuta che sia identica, strettamente identica e sovrapponibile a quella degli altri lavoratori presenti nell'azienda. Quindi siamo partiti da questo assunto fondamentale: noi vogliamo assicurare gli studenti, i nostri figli e comunque tutti i lavoratori del futuro sin da adesso alla piena tutela nel momento in cui si trovano in un'azienda o in un'attività lavorativa concreta che è sostanzialmente diversa da quella dell'attività forse ancora più protetta dei laboratori scolastici o delle esercitazioni scolastiche. Per cui l'assicurazione è estesa nell'ambito dell'attività lavorativa presso le aziende, è totale e piena a qualsiasi evento infortunistico si dovesse verificare, quindi viene superato, diciamo, lo stretto vincolo che esiste per lo studente che si trova nelle scuole, per cui l'indennizzabilità è limitata agli eventi che si sono verificati solo e soltanto in quelle specifiche attività. Non ripeto più perché l'ho già precisate per ben 2 volte. Questo significa ovviamente che il tipo di rischio può essere sicuramente maggiore il rischio a cui i ragazzi sono esposti, e a un rischio maggiore deve corrispondere sicuramente un'attività informativa e formativa di carattere altrettanto superiore rispetto a quella che viene genericamente resa o fornita agli studenti che sono, diciamo, in attività un pochino più protetta negli ambienti strettamente scolastici. E su questo tema anche l'Istituto ha avviato un proficuo tavolo tecnico con il Ministero, con il MIUR,
Settimana prossima il nostro direttore generale si incontrerà con i vertici del MIUR, col capo segreteria, con i direttori generali che seguono il tema della formazione, dell'informazione degli studenti, proprio per mettere a frutto e a fattor comune le esperienze reciproche su come poi materialmente andare a organizzare la formazione dei docenti, dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli alunni a cascata attraverso strumenti learning, insomma poi nei protocolli operativi sarà definito come meglio fare questo tipo di formazione su cui l'Istituto si è impegnato attraverso i protocolli d'intesa che sono stato già sottoscritto circa un anno fa, quindi l'Istituto assicura sicuramente la propria disponibilità e la propria collaborazione a fornire tutte le sue competenze tecniche per poter, diciamo, assicurare e fronteggiare soprattutto in questa fase di prima attivazione, diciamo, i progetti di alternanza scuola-lavoro e rendere appunto quanto più sicura possibile la presenza degli studenti all'interno delle aziende. Volevo precisare proprio dal punto di vista operativo, siccome immagino l'aula è auditorium è pieno di dirigenti scolastici o di dirigenti regionali, che l'alternanza scuola-lavoro non fa scattare obblighi nuovi nei confronti dell'istituto. Personalmente ricevo nel mio ufficio segnalazioni di docenti o di dirigenti scolastici che ci comunicano gli studenti avviati ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Questa attività è completamente inutile e superflua, quindi vi prego di risparmiarvi, non esiste alcuna norma che impone ai dirigenti scolastici di comunicare preventivamente ai soggetti avviati in progetti di alternanza scuola-lavoro. L'obbligo che incomberà sui dirigenti è solo quello eventualmente in eventi sfortunati di fare le denunce di infortunio dei soggetti che si sono infortunati o ammalati durante questo tipo di esperienza presso le aziende, presso i datori di lavoro, presso i soggetti ospitanti, così come li abbiamo definiti, come dire, descrivendo esattamente le cause e circostanze dell'evento, che è un evento che si è verificato in regime di alternanza scuola-lavoro. Quindi non esistono obblighi assicurativi o adempimenti diversi rispetto a quelli che già c'erano per gli studenti che magari andavano a fare esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro. Sotto questo punto di vista non cambia assolutamente nulla, come non è necessario aprire altre posizioni assicurative, come abbiamo scritto nella circolare. Ecco, un fenomeno che abbiamo a lungo affrontato con gli uffici del MIUR era se per gli studenti, anche quelli ovviamente, sia per gli studenti comuni, li definiamo così, e per quelli in alternanza scuola-lavoro, se era prevista la copertura dell'infortunio in itinere. Questa è una tutela che dobbiamo assolutamente escludere ancora in questo regime. Gli studenti o in alternanza o gli studenti ordinari non sono tutelati durante il percorso per raggiungere la scuola da casa o per raggiungere, fate attenzione a questo passaggio, per raggiungere l'azienda dalla propria abitazione. Diversamente invece abbiamo ritenuto, diciamo aprendo un pochino, facendo un'apertura minima anche a delle situazioni concrete che si erano già verificate precedentemente, lo studente è tutelato nel percorso dalla scuola presso l'azienda ospitante. Il percorso dalla scuola presso l'azienda ospitante non è una fattispecie che rientra nell'infortunio in itinere. L'infortunio in itinere è semplicemente il percorso casa-scuola o casa-azienda ospitante. Mentre abbiamo ritenuto che il percorso scuola-azienda sia come una sorta di prolungamento dell'attività scolastica, un po' come è un po' come quello che avviene durante le gite scolastiche, le gite di istruzione. Quindi nel momento in cui lo studente, prima di andare in azienda, passa dalla scuola, viene registrata la sua presenza nella scuola, poi adesso concretamente non so come si svilupperà, diciamo, il percorso proprio scuola-azienda, se ci saranno dei servizi navetta, se ci saranno, e questo sono,
rientra nelle competenze organizzative dei singoli dirigenti scolastici, però tutto ciò che accade nel percorso da scuola presso l'azienda e viceversa dall'azienda presso la scuola è un percorso ai quali l'istituto appronta tutela. Quindi tra virgolette mi raccomando, nel momento in cui si dovessero verificare eventi al di fuori della scuola o al di fuori dell'azienda ospitante, diciamo in questo contesto, in quest'area, a precisare come esattamente si è sviluppato l'evento infortunistico con tutte le modalità di accadimento, precisando che si è verificato nel percorso da scuola presso l'azienda. Quindi, ripeto, non ci sono adempimenti nuovi da fare, gli unici adempimenti sono quelli che incombono sul dirigente scolastico. Anche nel sistema dell'alternanza scuola-lavoro, noi abbiamo scritto nella circolare che l'obbligo della denuncia di infortunio ricade sempre e soltanto sul dirigente scolastico, per cui, tranne che esistono dei rapporti convenzionali, tranne che alla luce dei rapporti convenzionali tracciati con l'azienda ospitante, questo obbligo può essere trasmesso all'azienda ospitante, però ci sarebbe poi una complicazione proprio gestionale, perché poi a noi l'evento ci viene segnalato dall'azienda, quindi in prima battuta lo metteremo in carico all'azienda, salvo poi attribuirlo al sistema scolastico attraverso il sistema della gestione per conto, per cui il sistema da mettere in piedi è che l'azienda ospitante comunica al dirigente scolastico l'eventuale evento infortunistico e poi a noi la denuncia di infortunio ci arriva, secondo l'ottimo sistema di cooperazione applicativa che abbiamo messo in piedi da anni col MIUR attraverso il sistema SIDI, dove sono profilati tutti i dirigenti, e ci può arrivare la denuncia di infortunio in modalità telematica, secondo le nuove regole fissate da una recente circolare dell'istituto. Rispetto ai temi affrontati in circolare, ripeto, questi mi pare sono gli elementi fondamentali, quindi ecco, credo che sia forse opportuno tracciare anche la diversità rispetto alle scuole paritarie, forse, visto che qui probabilmente sono presenti anche rappresentanti delle scuole paritarie, delle scuole private. Quindi per le scuole private l'assicurazione continua a essere garantita anche per gli studenti in alternanza scuola-lavoro attraverso il pagamento del premio speciale, che sappiamo attualmente rimane ancora di modica entità, circa 2,50 € a studente. L'istituto poi già ha avviato una riflessione sulla circostanza che questo premio potrebbe essere rivisto, ovviamente, visto che l'andamento infortunistico potrebbe essere maggiore per dei soggetti in alternanza scuola-lavoro, il rischio a cui sono esposti sarà sicuramente maggiore, però anziché differenziare un regime, ossia facendo pagare un premio specifico per i soggetti per i ragazzi che stanno solo a scuola e un premio differenziato per gli studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro, pensavamo di introdurre un premio unico per tutti gli studenti che tenga conto pure, diciamo, della maggiore rischiosità delle ore svolte all'esterno dell'azienda. Ecco. Sul tema della formazione ho ribadito l'impegno dell'istituto. Mi risulta che siano, anche se di questa circostanza, di questa attività si occupa un'altra struttura dell'istituto, la direzione centrale prevenzione, sono allo studio, diciamo, in fase di definizione delle linee guida dei pacchetti formativi, quindi sicuramente la formazione a cascata piuttosto che la formazione e-learning, e credo che questa sia il modello da utilizzare in quanto sia quello più di immediata realizzazione concreta, però di questo argomento si parlerà sicuramente nell'incontro che si terrà all'inizio della prossima settimana. Oltre questi elementi, l'istituto è presente anche con interventi concreti, non solo per una scuola, per la sicurezza nella scuola, ma anche per la sicurezza delle scuole, con interventi concreti, con finanziamenti di interventi di ristrutturazione degli istituti scolastici, acquisto di istituti di immobili da adibire appunto a progetti di scuole innovative,
Anche per quest'anno sul piatto sono stati messi ulteriori 100 milioni per la finanziaria 2017 proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile per quello che l'istituto può fare in relazione al partenariato che ormai da anni ci vede protagonisti accanto al MIUR per garantire la massima sicurezza a quelli che saranno i lavoratori del futuro, ossia tutto il mondo degli studenti. Grazie per l'attenzione. Bene, ringraziamo il dottor Alfredo Nicifero, che è stato molto chiaro nel commentare una circolare, direi illuminante, se mi si consente, perché ha posto proprio definitivamente i punti su quelle questioni su cui le scuole non avevano assolutamente chiarezza. Primo tra tutti il fatto dell'apertura delle posizioni assicurative. Molte scuole continuavano a comunicarle e sebbene alcuni uffici magari le recepivano così nel silenzio, però si è chiarito che le posizioni non vanno comunicate. Così queste posizioni non le devono comunicare né le scuole statali né le scuole paritarie, le quali pur pagando un premio di assicurazione antinfortunistica comunque rientrano nel premio speciale e che quindi non necessita dell'apertura della posizione assicurativa. Sì, poi il premio che verrà ovviamente, sì. Poi c'è il discorso del percorso scuola-struttura ospitante. È pur vero che molte scuole i ragazzi gli danno appuntamento direttamente nella struttura ospitante, per cui il ragazzo da casa va direttamente presso la struttura ospitante, ma ove la scuola, che ne so, avendo anche delle risorse, potesse trasportare i ragazzi con un onere sostenibile dalla scuola alla struttura ospitante, bene, quel tragitto viene coperto da assicurazione antinfortunistica perché viene considerato un appendice dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro. E poi una grande apertura, direi epocale, sulla quale stiamo veramente lavorando con l'INAIL. Noi stiamo, cioè qui al Ministero, diciamo, stiamo lavorando su più fronti, ma questo è un fronte molto importante perché ricordiamoci che la legge della buona scuola attribuisce alle scuole la funzione della formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a carico delle scuole. E sebbene poi dopo il decreto legislativo 81 del 2008 faccia ricadere sulla struttura ospitante, cosiddetto datore di lavoro, che poi viene tradotto in struttura ospitante, l'obbligo della formazione specifica. Però è chiaro che la struttura ospitante poi concorda con la scuola, può concordare con la scuola in convenzione l'onere su chi ricade di questa formazione specifica. Ebbene, con l'apporto dell'INAIL stiamo cercando di concordare insieme una strategia che possa sollevare le scuole dall'onere della formazione, perché l'INAIL ha i mezzi, una piattaforma che può erogare una formazione generale online e poi vediamo sulla base di accordi operativi di cercare di trovare una soluzione anche sulla formazione specifica. Questo sempre per facilitare il compito di chi, a mio avviso, sta in prima linea, cioè nelle scuole, dirigenti scolastici, docenti, che se si trovano facilitati nel compito di gestire percorsi di alternanza sicuramente li fanno con un maggiore tasso di qualità. Ecco, quindi. Soprattutto, se posso dire, avendo la tranquillità di potersi concentrare sugli aspetti formativi e della qualità del percorso senza essere, come dire, risucchiati e completamente, diciamo, presi solo dalla parte, come dire, importantissima, perché è importantissima, ma se vogliamo dire più di carattere burocratico. Certo.
Certo, considerato che tutto sommato anche le competenze dei docenti, referenti dell'alternanza e tutor sono competenze, come dicevi prima, di carattere accademico, competenze disciplinari, che comunque competenze nel campo pedagogico, educativo, che poco hanno a che fare con aspetti burocratici, amministrativi e assicurativi. Bene, veniamo adesso a un altro importante intervento del dottor Claudio Gagliardi, esponente di Unioncamere, che ci parlerà dell'attuazione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Si va completando un altro tassello della legge della buona scuola per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. E da questo punto di vista il procedimento, a dire la verità, non è ancora perfetto, ma lo sarà veramente in pochi giorni, ma nel frattempo il registro tecnicamente esiste. Noi sappiamo che esiste, il dottor Gagliardi lo sa perfettamente meglio di me, che i lavori tra il MIUR e Unioncamere sono cominciati ben prima della emanazione della legge della buona scuola, proprio in previsione della istituzione di questo registro. Bene, la parola al dottor Gagliardi, che ci parlerà appunto soprattutto delle prospettive di questo registro. Grazie al dottor Proietti, buon pomeriggio a tutti. Nella speranza di poter attirare per qualche minuto la vostra attenzione, parlo da qua, dal microfono di questo podio, e prego la regia di poter mostrare qualche slide con la quale mi aiuterò, perché anch'io vorrei farvi vedere qualche dato e sviluppare con voi brevissimamente il ragionamento. Quindi, come diceva adesso il dottor Proietti, stiamo lavorando con il MIUR ormai da diversi mesi proprio per progettare insieme questa infrastruttura che, come tutti sappiamo, lo ricordo brevissimamente, questi due commi che conosciamo tutti a memoria, prevedono al comma 41 dell'articolo 1 della legge 107 che a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro, e poi si dice che questo Ministero è istituito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Il dottor Proietti faceva riferimento al perfezionamento ancora di qualche aspetto. Ecco, questa intesa, siamo in attesa che i ministeri definiscano completamente tutti gli elementi per poterla poi siglare. Il comma precedente diceva, ve lo ricordate bene, il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 41 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi d'alternanza. Quindi il registro c'è, esiste, è un'infrastruttura, è un sito che qua trovate indicato. Senza attendere alcuni passaggi, appunto, come si diceva un attimo fa, di formalizzazione, noi abbiamo inteso dovere delle Camere di Commercio, poiché posso andare? Bene, proseguiamo allora. Dicevo, poiché la legge affidava alle Camere di Commercio questo compito, noi abbiamo ritenuto comunque indispensabile mettere a disposizione del sistema delle imprese e del sistema scolastico questa infrastruttura e dal 26 luglio è disponibile. Qua volevo sottolineare 3 elementi. Il primo elemento, che si tratta appunto di una infrastruttura istituzionale, affidata cioè ad un'istituzione pubblica come le Camere di Commercio, che ha il compito di curare
lo sviluppo economico di tutte le imprese, di tutti i settori dei territori del Paese. E quindi un'infrastruttura istituzionale, io credo che sia indispensabile nel momento in cui, come ricordava la dottoressa Palumbo, diventa ordinamentale e condivido appieno, è preferibile questo tipo di interpretazione piuttosto che quella dell'obbligatorietà. Dal momento in cui diventa ordinamentale, diventa un fatto strutturale per la scuola, ma direi che diventa un fatto strutturale per il Paese, perché è un fatto che investe tutto il tessuto economico, investe la vita degli studenti e quindi delle loro famiglie e quindi ha bisogno, credo questo abbia voluto rappresentare il legislatore, di un'istituzione adeguata, quindi di buone istituzioni, ha bisogno di alcune regole quindi per aiutare lo sviluppo qualitativo di questo processo, ha bisogno soprattutto di una continuità nel tempo. Ecco, il registro, le Camere di Commercio l'hanno pensato insieme al MIUR e nelle riunioni che abbiamo fatto anche con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dello Sviluppo Economico, proprio in questa maniera, un'infrastruttura istituzionale. Perché abbiamo davanti, lo avete detto benissimo fino adesso, un cambiamento culturale per la scuola, ma anche per le imprese straordinario. Non è soltanto un problema di cambiamento della scuola, ma qua c'è una sfida che rappresenta un'opportunità di cambiamento per il mondo delle imprese. E quindi, come tutti i cambiamenti, dobbiamo avere la pazienza di affrontarlo e di seguirlo nel tempo, ma soprattutto di accompagnare le imprese in questa sfida. Uno degli elementi centrali di questa sfida è proprio quello dell'orientamento e dell'occupabilità, come si diceva, quindi rendere efficace la transizione scuola-lavoro e rendere efficace l'orientamento. E allora il registro, come è stato impostato e come è stato messo a disposizione, è anzitutto un registro totalmente gratuito. E questo va sottolineato. So che nei mesi passati qualche dubbio interpretativo era stato posto. L'Unioncamere ha fortemente insistito con il MIUR, con il MISE, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro, perché non poteva che essere un'infrastruttura istituzionale di questo genere e per la valenza che ha un'infrastruttura gratuita, credo che alla fine tutti quelli che dovevano superare anche le necessarie interpretazioni lo abbiano fatto e adesso è sancito anche nel decreto legislativo che proprio in questi giorni viene approvato. Quindi è esplicitato che non sono dovuti oneri da parte delle imprese per l'iscrizione in questo registro. Ma noi già da quando lo abbiamo rilasciato, quindi da luglio, lo abbiamo impostato come un registro gratuito. È un registro che vuole favorire la semplificazione e la completa digitalizzazione del processo e anche di tutto quello che è a contorno della costruzione di percorsi d'alternanza. Vuole essere uno strumento di garanzia e di trasparenza, perché riguardando tutta la popolazione scolastica della scuola media superiore di fatto, quindi 1,5 milioni di studenti, queste regole debbono dare garanzie e debbono dare trasparenza anche rispetto all'interlocuzione con le singole imprese o con i singoli enti o con le singole associazioni o con i singoli professionisti con cui la scuola si trova a collaborare. E poi l'abbiamo pensato introducendo anche alcune innovazioni rispetto a quello che la legge stessa prevedeva come uno strumento per migliorare la qualità, per aiutare la coprogettazione, quindi una progettazione congiunta tra istituzione scolastica e enti ospitanti, ma che sia una progettazione di qualità. Io non vado nella descrizione particolare del registro, mi limito a questa slide perché immagino
che tutti più o meno lo abbiate potuto vedere, però questa slide sintetizza, come vedete al centro l'home page di questo registro è molto semplice, quindi non richiede ricerche complicate. La parte superiore diciamo, dell'home page è dedicata a chi deve fare la ricerca del soggetto ospitante e la parte inferiore invece è dedicata ad avere alcune informazioni di dettaglio, alcune guide operative, ma soprattutto in quel bottone in basso a destra per i soggetti che si iscrivono al registro per profilarsi in maniera semplice. Per un soggetto che si iscrive al registro basta indicare di fatto il proprio codice fiscale, perché poi tutto il resto del riconoscimento avviene attraverso l'infrastruttura pubblica, come tra un attimo dirò. Dopodiché dovrà soltanto, diciamo, fare la sua proposta di percorso in alternanza, individuando in particolare, come dice la legge, il numero degli studenti e il periodo dell'anno in cui è disponibile la struttura ad ospitare questo percorso. Ma poi, e queste sono le aggiunte che penso possono essere utili per sviluppare un ragionamento anche di coprogettazione e per facilitare, diciamo, la coerenza dei percorsi rispetto diciamo, alle strutture ospitanti, ma poi indica anche l'impresa o l'ente pubblico o il professionista uno o più profili professionali che rappresentano, diciamo, l'ambito più vicino in cui si propone poi lo svolgimento del percorso di alternanza e diciamo anche l'individuazione delle attività che all'interno di quel profilo potrebbero essere oggetto di appunto il percorso di alternanza, quindi su quali competenze è diciamo orientata l'azienda a lavorare, e da lì può nascere il percorso di coprogettazione e quindi il dirigente scolastico che così trova un elenco di soggetti e all'interno di questi soggetti può scegliere quali sono le situazioni più adatte ai propri percorsi, trova anche tutti i contatti necessari per stabilire poi il rapporto e stipulare la convenzione. Dicevo, uno strumento di garanzia e di trasparenza, perché all'impresa, all'ente pubblico, all'ente privato, al professionista basta inserire una coppia di informazioni che sono il codice fiscale, per esempio dell'impresa e del suo legale rappresentante, oppure per quello che riguarda l'ente privato, il codice fiscale dell'impresa, dell'ente, dell'associazione, della fondazione e anche in questo caso del suo legale rappresentante, e poi le verifiche si fanno in automatico online in pochi secondi direttamente con il registro delle imprese se è un'impresa, con l'agenzia delle entrate se è un ente privato. Se si tratta di un ente pubblico c'è l'indice della pubblica amministrazione, se si tratta di un professionista c'è l'indice INIPEC. Questo che cosa significa? Significa che quando voi attraverso il registro potrete entrare in relazione con un'impresa, sapete che quell'impresa, diciamo, ha certe caratteristiche riconoscibili all'interno dei registri pubblici e quindi state già lavorando in un ambito istituzionale che vi dà le garanzie che questo ambito può fornire. E le informazioni che verranno inserite, che vengono inserite dall'impresa, dall'ente pubblico o dal professionista o dall'associazione, vengono certificate dallo stesso soggetto, o attraverso una posta elettronica certificata o attraverso la sua firma digitale. Adesso voglio farvi vedere i risultati della nostra indagine Excelsior, per la quale dallo scorso anno abbiamo chiesto a 100.000 imprese, e continuiamo a farlo adesso di anno in anno, se stanno realizzando, se hanno realizzato con le scuole percorsi di alternanza oppure se intendono farlo per il successivo anno formativo. Il dato che esce fuori credo che sia abbastanza vicino poi alle risultanze che dal punto di vista amministrativo il Ministero ha raccolto e la dottoressa Palumbo
ci illustrava, e ci dice di una sensibilità del mondo delle imprese non banale, ma naturalmente differenziata per territorio, differenziata per settore e differenziata soprattutto per dimensione. In questo caso noi ci riferiamo ad una platea di imprese che sono le imprese che hanno almeno un dipendente. In Italia le imprese che hanno almeno un dipendente sono poco più di 1.400.000 su 6 milioni di imprese iscritte nel registro, perché le altre imprese rappresentano lavoro autonomo o senza dipendenti. Che questo sia il target adatto per ragionare di alternanza credo che sia evidente, e ce lo dimostra anche il fatto che naturalmente la propensione a fare alternanza cresce al crescere della dimensione di impresa. A stare alle risposte fornite dalle imprese, il 9% ha fatto alternanza nel 2015, il che corrisponde a circa 140.000 imprese, e il 10% intende farlo nel 2016, quindi registreremo un incremento. Questa entrata a regime dell'alternanza ordinamentale sta incontrando da parte delle imprese un'accoglienza positiva e quindi una crescita. Dal punto di vista però dimensionale, come vedete, se un terzo delle imprese con più di 500 dipendenti già fa alternanza e per l'anno prossimo salirà al 42%, mano a mano che decresce la dimensione, naturalmente le percentuali si abbassano fino a diventare tra il 6 e il 7% per le microimprese sotto i 10 dipendenti. Ma come tutti sappiamo, il nostro Paese è fatto in questa maniera, è fatto di piccole imprese. Il 95% e oltre delle imprese ha meno di 50 dipendenti, e quindi le strutture medie o medio-grandi sono un numero limitato, anche se sviluppano occupazione, però sono un numero limitato. Ed allora il problema organizzativo di interloquire, di interagire con le piccole imprese appare evidente. E questo tipo di indagine ci dà delle informazioni utili che noi mettiamo a vostra disposizione, e potete esaminarle provincia per provincia, regione per regione, dei settori che sono più sensibili e quindi dei settori su cui è possibile andare a lavorare, dalla chimica farmaceutica, che evidentemente ha una relazione anche con la dimensione di impresa. La chimica farmaceutica sono imprese di grandi dimensioni, al settore del turismo e della ristorazione, che invece è prevalentemente fatto di piccole imprese, ma è già abituato ovviamente a lavorare con le scuole di questo settore. Ma abbiamo una grande sensibilità in crescita nell'informatica, nella meccanica, nell'elettronica e così via. E poi abbiamo delle informazioni anche sui periodi di alternanza, cioè sulla durata in termini di settimane che fino ad oggi hanno realizzato queste imprese. Veniamo adesso ai dati del registro. Il registro, come avete visto, è di fatto operativo, se saltiamo agosto, da settembre, quindi in 3 mesi, in una fase di start-up, così noi la giudichiamo, si sono iscritte 1.000 imprese in 3 mesi. Si sono iscritte le imprese anche con una certa sensibilità e a volte anche di una certa dimensione, tanto che sono 36.000 le opportunità di alternanza per studenti che vengono offerte già nel registro, sono 1.000 i percorsi proposti e sono 300 le figure professionali individuate. Vi ricordate che prima vi parlavo del fatto che chiediamo all'impresa anche di individuare la figura più vicina del percorso d'alternanza. Chi si sta iscrivendo? Prevalentemente imprese, il 75%, ma comincia ad essere significativa anche la presenza di enti pubblici, sono il 13% di queste iscrizioni, di professionisti il 7% e di enti privati, cioè di associazioni o di fondazioni, che rappresentano il 5% dei soggetti ospitanti che si iscrivono. Dal punto di vista territoriale bisogna appuntare una medaglia sul Veneto, perché è la regione più dinamica e in particolare Verona è la città che si è più attivata in questo senso, pur in una fase di start-up e di consolidamento di questo sistema.
Dal punto di vista degli studenti da ospitare, vedete che c'è una differenza nelle percentuali, il che ci dice, diciamo, di spazi anche da andare a intercettare, se mi passate il termine, molto promettenti. Ad esempio, gli enti privati che rappresentano solo il 5% di chi si è iscritto fino adesso, rappresentano il 21% dell'offerta di disponibilità di questi percorsi. Quindi c'è uno spazio nel mondo del non profit molto molto rilevante da andare a sviluppare. Così come negli enti pubblici, trovate una percentuale superiore perché l'organizzazione degli enti pubblici spesso consente. Io non so se l'INAIL è già iscritta al registro, ce l'ho qua vicino, noi invitiamo anche l'INAIL ad iscriversi a questo registro perché sicuramente in tutta la sua articolazione territoriale l'INAIL può rappresentare una delle opportunità da cogliere. In questa slide, in questi istogrammi, abbiamo voluto rappresentare, diciamo, un saggio delle informazioni che potete trovare dentro il registro in termini di profili professionali. La parte blu rappresentano le professioni intellettuali, scientifiche ad elevata specializzazione, la parte rossa le professioni tecniche, la parte verde le professioni esecutive nel lavoro d'ufficio e poi abbiamo quelle delle attività commerciali, gli artigiani, gli operai, i conduttori di impianti. Come vedete, la differenziazione ovviamente dei soggetti ospitanti influenza in maniera importante anche la tipologia dei profili professionali offerti in alternanza. Se a livello generale è preponderante la quota dei profili assimilabili alle professioni tecniche, soprattutto in imprese e in privati, la parte rossa, l'ultima parte di questo istogramma è il totale e quello precedente sono gli enti privati, gli enti pubblici, le imprese e i professionisti. Come vedete, imprese ed enti privati offrono soprattutto percorsi per queste professioni tecniche, le professioni invece più elevate, a più elevata specializzazione, quindi quelle intellettuali e quindi appunto quelle più specializzate, le troviamo maggiormente offerte dai professionisti, naturalmente, che quindi perciò non è che offrono i percorsi nelle attività di segreteria o nelle professioni esecutive, ma le offrono proprio coerenti con il lavoro del professionista stesso. C'è un lavoro importante che il MIUR ha fatto stringendo protocolli e qua la segreteria tecnica del Ministero, il sottosegretario Toccafondi hanno avuto un ruolo fondamentale anche per promuovere presso grandi attori del nostro sistema economico questa innovazione e diciamo, i consigli degli ordini stanno aderendo in maniera importante a questa iniziativa e questo ha un riflesso territoriale rilevante. Ma lo ripeto, è importante il fatto che offrano percorsi per la parte, se volete, più qualificata anche della loro attività e non tanto per la parte esecutiva. Di cosa sto parlando quando parlo di professioni che già sono inserite dalle imprese nei registri? Sto parlando dei tecnici del marketing, che sembra la scheda professionale più diciamo, introdotta dalle imprese che si stanno iscrivendo al registro, ma poi subito dopo dei tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, 5.000 opportunità per fare alternanza già in questi primi tempi. Poi le professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati, qua diciamo, è importante, per esempio, non è già riportata qua dentro, ma 2 giorni fa si è iscritto anche il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e con 5.000 disponibilità per alternanza scuola-lavoro. E naturalmente la tipologia di profili la troveremmo qua dentro, quindi nella filiera culturale. Poi gli specialisti in scienze giuridiche, per le motivazioni che vi dicevo prima, gli addetti alle funzioni di segreteria, 1.200 opportunità, i giornalisti, qua molto attive diciamo, le redazioni web, quindi tutta la parte diciamo, delle redazioni informatizzate, e gli addetti alle vendite, 900 opportunità. Dopo avervi dato questo spaccato, vi dico che naturalmente il lavoro comincia adesso. Il lavoro comincia adesso e io penso che debba essere un lavoro
istituzionale di sistema, dove tutti insieme aiutiamo le imprese anzitutto a comprendere le opportunità. Noi partiremo con una campagna di comunicazione, se a qualcuno capiterà già domani probabilmente, perché domani sarà il via, sentirà qualche spot radio sulle radio nazionali, sui circuiti nazionali, ma abbiamo dato alle Camere di Commercio lo stesso kit per sviluppare poi degli interventi sulle radio locali. Poi lavoreremo sui social network, poi abbiamo realizzato dei filmati che oggi nei social hanno una particolare capacità di penetrazione per il messaggio, ma poi con le Camere di Commercio stiamo facendo dei mailing mirati alle imprese, oltre a comunicati stampa e ad incontri sul territorio quasi sempre organizzati insieme alle direzioni regionali, insieme agli uffici provinciali del Ministero dell'Istruzione e soprattutto insieme alle scuole. Io stesso in questi giorni sto partecipando a diversi di questi incontri. Ma diceva Proietti, quali sono gli sviluppi, le evoluzioni? Le vorrei sintetizzare in questa slide su cosa stiamo lavorando insieme al Ministero. Questa è una piattaforma, non è un registro tradizionale, ma è un registro tutto completamente digitalizzato ed è una piattaforma che quindi entra dalle imprese direttamente sul loro PC e può entrare quindi direttamente anche nelle scuole, che se vorranno utilizzare questo strumento per sviluppare questo lavoro avranno una serie di informazioni, di opportunità, di strumenti a loro disposizione. E con il Ministero si sta dicendo, poiché in questa piattaforma ci sono le imprese e andranno a interrogare le scuole, mettiamogli a disposizione tutta una serie di tool, tutta una serie di strumenti che poi facilitano e digitalizzano il rapporto. Dalla convenzione, che può essere facilmente autocompilata e digitalizzata nel momento in cui c'è tutta l'informazione dell'impresa e la scuola automaticamente può inserire le proprie, al supporto in generale alla coprogettazione. Pensiamo a tutti gli allegati che queste convenzioni debbono contenere. Le Camere di Commercio realizzano già, come forse qualcuno di voi saprà, lo sportello unico per le attività produttive. Siamo abituati a gestire tutti questi processi di digitalizzazione per le imprese e per i cittadini, tutti online. Il Ministero sta proponendo, e noi abbiamo dato la più ampia disponibilità, a fare di questa piattaforma anche lo strumento di gestione, quindi di tutto il percorso, almeno dal punto di vista documentale, ma sappiamo poi che l'aspetto documentale aiuta anche a lavorare sulla qualità. Non ultimo può essere un supporto per facilitare il monitoraggio, perché se gli attori che ospitano sono già tutti riconosciuti all'interno di questi strumenti, è chiaro che il monitoraggio, almeno su questi aspetti, viene già tutto online, automatico, preciso e da registri amministrativi. Così come il sistema di certificazione delle competenze, a cui pure, peraltro, per quello che riguarda le competenze informali e non formali, e in particolare le competenze che riguardano i percorsi di alternanza, a cui pure la legge di riforma delle Camere di Commercio chiama le Camere di Commercio a dare un contributo al Paese. Quindi anche su questo aspetto troverete le Camere a vostra disposizione. Concludo per dire, se tutto questo ha a che fare non poco con il tema dell'occupabilità e dell'orientamento, so che molte scuole già lo fanno, lo vedo, qualche volta mi arriva il documento del piano dell'offerta formativa di qualche scuola e vedo citate le informazioni a cui qua faccio riferimento. Se deve diventare un'infrastruttura a disposizione di tutti e sfruttata da tutti, io credo che possiamo insieme potenziare questa disponibilità di dati che vengono da tutte le imprese sui fabbisogni professionali e formativi, perché la buona coprogettazione deve fare i conti necessariamente anche con
l'evoluzione delle competenze nelle imprese, l'evoluzione della domanda di profili professionali nelle imprese. Su questo sito excelsior.unoncamere.it trovate le banche dati, i report, tutti i sistemi di interrogazione che possono essere declinati per ciascuna provincia e per ciascun settore. Perché la difficoltà di riferimento delle figure professionali, e qua proprio mi avvio a concludere, è ancora il paradosso di questo Paese. Nonostante i livelli di disoccupazione diciamo ancora importanti che conosciamo, soprattutto per la popolazione giovanile, è paradossale che, come vedete in questo grafico, potete trovare figure come gli analisti e i progettisti software che le imprese ci dicono avere per il 45% della domanda una difficoltà ad essere soddisfatta. Questo mismatching di cui continuiamo a parlare e per il quale il tema dell'alternanza scuola-lavoro è una risposta valida, è una risposta efficace, questo mismatching va affrontato già nei percorsi, nella progettazione dei percorsi di formazione nel rapporto con le imprese. Questo potete farlo grazie a questi dati e grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio. E l'ultima cosa che dico, ringraziando la direzione generale del MIUR del Veneto per la collaborazione e anche per aver sperimentato con noi l'utilizzo di queste nuove piattaforme, abbiamo predisposto, a partire da quei dati che prima vi illustravo, anche una piattaforma per l'orientamento che offre soltanto degli strumenti agli orientatori. Gli orientatori siete voi, gli orientatori sono diciamo, tutte le persone che affiancano i giovani studenti nelle difficili e importanti scelte del loro percorso. Ma in queste scelte capire che se ho il desiderio di creare un'impresa posso avere certe possibilità, c'è una certa natalità di imprese in quel settore, su quel territorio, oppure se sono interessato alle professioni digitali avrò certe opportunità. Ecco, questa piattaforma l'abbiamo sperimentato qua con le Camere di Commercio del Veneto e con gli uffici del Ministero dell'Istruzione qua in Veneto. Questi percorsi possono essere personalizzati per ciascuno studente, per ciascun indirizzo di studio. Allora, ciò di cui parliamo quando parliamo di infrastruttura istituzionale non è esclusivamente il registro, ma è una collaborazione istituzionale tra istituzioni che si occupano della formazione dei nostri studenti, dei nostri giovani e istituzioni che si occupano delle imprese e che possono lavorare insieme, mettendo insieme le loro strumentazioni, le loro conoscenze, i loro rapporti con le imprese per il futuro dei nostri giovani. Grazie. Dottor Gagliardi, si fermi un attimo che le volevo proporre, così dare questi spunti, insomma, intanto il lavoro è veramente straordinario. E la questione è un po' della interoperabilità tra il nostro sistema informativo e invece il registro delle imprese, se diciamo come la può vedere proprio per anche alleggerire il lavoro delle scuole, sempre con quest'ottica. E anche un altro aspetto, cioè la possibilità che si evidenzino nel registro anche le disponibilità per gli studenti disabili, che ovviamente sono anch'essi, hanno un diritto dovere all'alternanza scuola-lavoro. Certo, allora sul primo aspetto io credo che il registro per l'alternanza scuola-lavoro è già strutturato per essere interoperabile. La convenzione, appena la sottoscriveremo, prevede proprio che da una parte ci sono delle informazioni che dal vostro sistema informativo passeranno qua dentro e dall'altro ci saranno informazioni che automaticamente potranno passare lì dentro, secondo le regole naturalmente della privacy, secondo le regole delle garanzie di tutti quanti, ma ad esempio i dirigenti scolastici, come è previsto dalla legge, avranno un accesso privilegiato ai dati del registro delle imprese. Questi dati del registro delle imprese riguardano il fatturato dell'impresa con cui interagiscono, il patrimonio netto, il legale rappresentante, i soci, tutto quello che la legge ha previsto. Appena il Ministero dell'Istruzione ci darà i dati, diciamo, per interfacciare i dirigenti scolastici che sono abilitati, già abbiamo predisposto
tutta l'infrastruttura di interoperabilità, e quindi è assolutamente positiva la risposta per far interagire. Per gli studenti disabili sono completamente d'accordo. Già oggi nelle capacità organizzative, come prevede la linea guida, noi proponiamo all'impresa di individuare se il luogo di lavoro dove prevede di accogliere è adatto, è già predisposto a tutte, diciamo, le norme per questo tipo di accoglienza. E approfitto allora di questo spunto per dirvi una buona prassi. Lo dicevo prima dell'incontro con il sottosegretario Toccafondi, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Delta Lagunare, che si è appena fusa da un anno, e quindi parlo in Veneto, proprio la settimana scorsa ha comunicato, ha lanciato un bando per invitare le imprese ad aderire ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, riconoscendo a queste imprese un contributo fino a 600 euro per impresa per le spese del tutor, che diventano 750 se lo studente ospitato è uno studente diversamente abile. Quindi questa attenzione sicuramente ce l'abbiamo, e anzi è una buona prassi che, se insieme troviamo la maniera di convogliare le risorse, potrà essere estesa a tutto il sistema. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Gagliardi perché dal suo intervento abbastanza articolato direi che si vede l'importanza che ha il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro per il sistema dell'alternanza. Vedete, si sta costruendo questo sistema per cui noi il registro non lo dobbiamo vedere soltanto come la semplice compilazione dei dati anagrafici dell'impresa che poi ci dirà, o della struttura ospitante che ci dirà quanti studenti in alternanza, ma è un formidabile strumento per la governance del sistema, in quanto attraverso questo strumento si potranno fare delle statistiche e vedere quante aziende di quali settori sono disponibili ad accettare studenti in alternanza, e scopriremo probabilmente in futuro che questi settori saranno quelli più carenti sotto un punto di vista di figure professionali, cioè saranno i settori dove più i ragazzi saranno richiesti, certe figure professionali saranno richieste. E infatti come Unioncamere loro hanno i dati della richiesta di professionalità da parte delle imprese, verso le quali, perché no, si possono indirizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro per dare un'occupabilità poi ai ragazzi. Bene, questo evento sull'alternanza l'abbiamo voluto arricchire anche di alcune best practice. Perché? Perché ovviamente l'alternanza è partita, l'obbligatorietà il primo anno l'abbiamo fatta e si sono sviluppate numerose buone pratiche da parte delle scuole, ripeto, per effetto del buon connubio che c'è stato tra le strutture ospitanti e le scuole. Si è operato nel campo anche diciamo, di quelli che sono il patrimonio culturale della nostra nazione. Questo a dimostrazione anche del fatto che l'alternanza scuola-lavoro è un istituto trasversale che non riguarda soltanto le politiche didattiche, scolastiche, eccetera, ma anche le politiche del patrimonio, della gestione e della cura del patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio, per cui va trasversalmente a interessare anche altre amministrazioni, tipo il Ministero, il MIBACT ad esempio, che entra in questi aspetti del patrimonio culturale. Bene, proprio di questo ci parlerà adesso il professor Luciano Monti, sì, con le sue slide, che è docente di politiche dell'Unione Europea. Vi chiederete cosa c'entra un docente di politica dell'Unione Europea con l'argomento dell'alternanza? Bene, il professor Monti sviluppa ormai da parecchi anni con i suoi studenti degli stage ai quali i suoi studenti fanno la fila per iscriversi e sono molto interessanti perché inducono gli studenti a fare delle azioni di ricerca. Alcune di queste ricerche le hanno proprio indirizzate verso l'alternanza scuola-lavoro. Infatti è uscito
poco tempo fa con un interessantissimo rapporto di quella che è l'alternanza scuola-lavoro nelle dimore storiche. Ebbene, di queste esperienze ci parlerà il professor Monti. Prego. Sì, vi ringrazio per l'invito. Tra l'altro l'interesse e l'impegno che io e la mia università abbiamo su questo versante non è dato solo dalla scontata osservazione che siamo di Confindustria, dunque, come dire, apparteniamo al gruppo che è un po' l'altra parte di questa sfida dell'alternanza, ma anche dal fatto che noi come università intanto abbiamo 650 ragazzi tutti gli anni che fanno alternanza da quest'anno, che vi assicuro che per un'azienda, tra virgolette, che ha 250 dipendenti tolti i docenti è un bel impegno, e devo dire che è anche simpatico trovare negli uffici amministrativi dei ragazzi delle superiori, quindi questo parlo di una cosa che conosciamo bene. Ma il secondo elemento che mi ha indotto e induce anche i nostri ragazzi a ragionare su questo è che io da anni mi occupo di studiare i capitali a rischio, ma non i capitali economici finanziari, ma voi conoscete tutti il capitale naturale, sul quale abbiamo una grande consapevolezza ormai di quanto sia a rischio, di quanto sia importante preservare lo stock di capitale, cioè tagliare un bosco non vuol dire creare capitale perché vendiamo il legno, ma vuol dire azzerare un capitale che produce interessi ecosistemici. Io ho cominciato a ragionare, e con i nostri ragazzi appunto abbiamo fatto questo e anche altri studi, a ragionare sui due capitali prevalentemente a rischio, che sono il capitale umano, rappresentato dai nostri ragazzi, e il capitale storico-artistico naturale, storico-culturale. Vi do alcuni numeri di questi due capitali, del perché sono a rischio. Alcuni numeri ovviamente li conoscete, ma è giusto ricordarseli. Allora, perché sono a rischio i giovani, cioè perché è a rischio il capitale dei giovani? L'abbiamo detto anche prima, il direttore generale l'ha accennato, cioè c'è il problema dell'occupabilità, cioè se i giovani non sono occupabili, e non lo sono non tanto per i lavori di oggi, ma per i lavori che giocoforza dovremo avere domani. Tra l'altro molti dei ragazzi che oggi fanno le nostre superiori forse faranno un lavoro che oggi ancora non esiste, ma che esisterà nel momento in cui si affacceranno. Io sono sicuro che fra 10 anni il vice segretario, se ci porterà una scheda analoga a quella, sarà molto diversa. E temo, spero di no, ma temo che ci sia ancora mismatch, perché la velocità con la quale si creano nuovi lavori è spesso incompatibile con la necessaria lentezza dei programmi didattici, quindi è normale che ci sia questa fuga, però dobbiamo cercare di accompagnarla. Il risultato è che fino ad oggi non ci siamo riusciti, abbiamo 2,3 milioni di NEET, giovani che non studiano, non lavorano, non sono in formazione. Abbiamo, questo è un dato della Caritas, il 46% dei poveri assoluti risulta under 34, 1.131.000 sono minori. Quindi dobbiamo nel nostro paese fronteggiare, e questo mina molto anche chi è in alcuni territori sa che per esempio l'abbandono scolastico è molto legato a questo fatto qua, che è poi l'altro grande elemento, no? Che incide per il risultato dell'alternanza. È che il terzo e ultimo dato che vi do sui giovani è questo. Nel 1987 soltanto un giovane capofamiglia su 10 era da considerarsi a basso reddito. Oggi, nel 2016, 3 su 10 sono in questa condizione. Cioè noi abbiamo il triplo delle giovani famiglie senza un reddito sufficiente. Questi sono dati che fanno paura, però sono dati realistici. Vediamo invece alcuni dati sull'altro capitale che per motivi diversi è a rischio, e cioè il capitale storico-artistico naturale, sul quale siamo tutti seduti. Qui siamo in una regione che ne esprime una parte consistente, poi vedremo anche dopo perché, cioè quindi non lo dico perché sono in Veneto, ma perché è importante questo. Allora, noi abbiamo in Italia 31.495 dimore private sottoposte a vincolo dei beni culturali. Questi sono, cioè, dimore che sono sì di proprietà di privati, ma poiché sottoposti a vincolo dei beni culturali dello Stato, cioè sono di interesse statale, cioè quindi hanno una serie di vincoli non sempre positivi, no? Ovviamente non è possibile
per questi beni disporne come si vorrebbe, no? E quindi per esempio non si può rifare la facciata come si crede, per fortuna, voglio dire, insomma, abbiamo una serie, ne abbiamo 31.000, queste 31.000 sono chiamate, tra l'altro su questo sempre con i miei ragazzi dell'anno precedente, io ho fatto un censimento con le associazioni. La fortuna vuole che questo mondo è abbastanza aggregato in associazioni, ce n'è una in Veneto molto famosa che è l'associazione Ville Venete, che forse per i non veneti, vi dico, raccoglie 3.500 ville venete, che sono un numero spaventoso. Uno pensa che le ville venete saranno bellissime ma saranno poche centinaia, no, 3.500 sono associate e mi dice il Presidente che neanche tutte sono associate. Una parte di queste confluiscono nell'Associazione Nazionale di Dimore Storiche, sono 5.000 associati. A questi sommiamo anche diverse migliaia di castelli sparsi per il nostro Paese. Quindi il fatto che siano associati ha permesso, poi vedremo anche come, al Ministero di arrivare a un convenzionamento, a un protocollo d'intesa, perché abbiamo dei rappresentanti di questi enti. Tuttavia questi privati sono, tra virgolette, saranno costretti, secondo le nostre stime, peraltro sono nostre stime che sono state poi recepite anche nella Commissione Bilancio Camera e Senato, come un dato rilevante, 10 miliardi di euro di investimenti, e tendenzialmente sono investimenti ordinari o nell'arco di 10 anni investimenti straordinari, ma necessari per preservare questo grande capitale, di cui noi tutti come cittadini siamo proprietari, cioè c'è un proprietario che è il gestore, il custode di questo bene, ma poi siamo noi cittadini che possiamo beneficiare di questo grande patrimonio. L'ultimo dato interessante, questo è ci ha fatto anche molto riflettere poi sull'alternanza, si è molto parlato anche prima, quando interveniva anche il direttore dell'INAI, il problema che hanno anche le scuole, credo, no, del portare i ragazzi presso l'azienda, no, presso l'ente ospitante. Bene, noi sappiamo che il 44% delle dimore storiche stanno in aree extraurbane, che di per sé sembra una cosa negativa, ma che potrebbe essere positiva perché vuol dire che sono convinto che anche nella città nell'area più interna del nostro paese, dove c'è un istituto superiore, probabilmente ci sta una dimora storica, perché il nostro paese è stato un paese feudale e quindi come tale abbiamo queste dimore sparse un po' ovunque. A questo punto mi è stato appunto chiesto di fare anche un intervento prospettico, cioè di immaginare cosa potrebbe succedere con questi due capitali, cioè come possiamo noi mettere insieme il capitale naturale il capitale dei giovani e il patrimonio storico-artistico-culturale. Allora in parte questa cosa già avviene, e cioè noi vedete abbiamo i giovani che fruiscono di patrimonio e di beni e servizi culturali, no? I nostri giovani, tutte le politiche, musei aperti, cioè, quindi i nostri giovani frequentano patrimonio storico-artistico privato e pubblico, a seconda, però diciamo c'è già questo collegamento, così come c'è il collegamento tra il patrimonio storico-artistico e le imprese culturali creative. Questo che è la cosiddetta economia della cultura. Economia della cultura che non è un'economia marginale per il nostro Paese, perché in questo momento dati di Simbola, tra l'altro fatti con le Camere di Commercio, ci dicono che oltre il 6% del valore aggiunto prodotto dal nostro Paese proviene da questa filiera qua, ed è anche una filiera, tra l'altro, che presenta un notevole moltiplicatore, e cioè l'indotto generato da questo 6%, che sono 90 miliardi di euro, genera altri 100 quasi e 80 miliardi di euro. Quindi è come dire, stiamo seduti sopra il petrolio e ancora non ce ne siamo accorti. E tra l'altro questo è un tipo di economia che, e ce lo dice sempre, ce lo dice in questo caso l'Istat, è un'economia che non ha subito la crisi e anche a livello di occupazione non ha avuto un decremento, quindi è anticiclica, oppure possiamo dire che comunque sta andando avanti a prescindere dalla crisi. Ma facciamo uno sforzo adesso ulteriore, proviamo a muovere i giovani, li portiamo al centro e troviamo a questo punto che c'è una intersezione tra i tre insiemi, i giovani, il patrimonio storico-artistico e le imprese culturali e creative, che è l'alternanza scuola-lavoro, perché è
utile ricordarlo e precisarlo, perché questo me l'ha anche sottolineato il dottor Proietti più volte, cioè giusto ne abbiamo parlato, attenzione che non tutte le dimore storiche possono essere ente ospitante, lo sono quelle che svolgono un'attività di impresa. Quindi quello spicchio che trovate lì in mezzo è esattamente quello che stiamo provando a fare, e cioè provare a concepire dei percorsi di alternanza scuola-lavoro dentro dimore storiche in filiere di imprese culturali e creative. Questo ve l'ho detto prima, appunto, stiamo parlando di una filiera che esprime 90 miliardi di euro, stiamo parlando di una filiera appunto che genera ulteriori 160 miliardi di euro, stiamo parlando di una filiera, questo è importantissimo, che impiega il 30%, cioè che dà lavoro al 30% degli under 35, quando il mercato del lavoro nazionale, ci dice il Ministero del Lavoro, è del 22%. Quindi vuol dire che questo è un settore, la filiera culturale e creativa, che sta assorbendo, dà spazio ai giovani. Il perché ci vuole poco capirlo, perché sono più flessibili, perché hanno le idee e probabilmente perché proprio in questi settori, quelli che vedremo tra poco, sono gli unknown jobs, cioè i lavori sconosciuti, stanno proliferando e quindi è più facile che questo lavoro lo vada ad assumere proprio un giovane rispetto a una persona più avanti negli anni. Veniamo a questo punto al progetto che il dottor Proietti a cui faceva riferimento, che è stato fatto dai miei ragazzi. Io cosa ho chiesto? Allora, il progetto, però prima di parlare di questo progetto, dove nasce questa idea? In realtà questo progetto è partito in Toscana, però l'idea parte in Veneto, nel senso che qui non lo dico perché siamo in Veneto, c'è il direttore generale, ma è così, perché in realtà l'associazione Ville Venete da diversi anni, prima ancora che fosse curricolare, diciamo, l'alternanza, aveva già sperimentato una serie di percorsi presso alcune ville venete e anzi, se non mi smentisce il direttore generale, c'è anche già un protocollo con la Regione, proprio con il suo ufficio, fatto dall'associazione Ville Venete per regolamentare quella che oggi invece è un percorso articolato. Quindi noi, dialogando con le ville venete, abbiamo cominciato a ragionare invece in termini nazionali, ma per fare questo ci serviva un approfondimento in un territorio e quindi siamo andati a fare una verifica con i miei ragazzi in Toscana. Tra l'altro abbiamo avuto anche il piacere poi all'inaugurazione e alla presentazione di questo studio ci fosse anche il sottosegretario Toccafondi a Palazzo Vecchio a Firenze, e dove che cosa è stato fatto? Hanno i ragazzi, quindi in questo caso parliamo di ragazzi studenti magistrali, quindi che fanno tirocinio presso la nostra università, quindi non studenti superiori. Siamo andati a vedere 98 dimore storiche, cercando di capire che tipo di attività di impresa queste potevano svolgere o stavano svolgendo. Abbiamo identificato con interviste, visite ai loro siti, quali erano i servizi offerti da tali dimore storiche e li abbiamo classificati in macrocategorie che tra poco vedremo. E infine siamo andati, questo è la cosa più difficile, è stata fare un'analisi qualitativa sulla rilevazione delle competenze tecniche trasversali acquisibili, perché è ancora un progetto da fare, acquisibili tramite percorsi di alternanza, cioè rispondere alla domanda: ma i ragazzi che vanno a fare esperienza in queste dimore, in queste imprese dimore storiche, che tipo di competenze acquisiranno? No? Quali tipo di soft skills potranno avere? Ci interessava questo. E ecco i risultati. Allora, sorprendentemente il 100% delle dimore, delle 98 dimore, che peraltro è un campione molto distribuito sul territorio toscano, quindi andiamo dal Senese, a parte la Lucchesia che ce ne sono un po' meno, diciamo, però ovviamente Firenze che faceva la parte del Leone, però siamo andati a vedere proprio tutto il territorio toscano, che appunto insieme al Veneto è tra le due regioni che esprimono il numero maggiore di ville e di dimore storiche. Bene, il 100% delle dimore hanno attività di storytelling, e cioè producono documentazione che racconta la storia di quella dimora, che tra l'altro non è solo un piacere per il proprietario che racconta dei suoi parenti, ma è
un modo per ricordarci della nostra identità culturale. Io ho avuto il piacere di stare a Firenze nel Salotto Rosso, che è stato il salotto letterario dell'Italia prima dell'Unione d'Italia. Beh, insomma, è un'emozione trovarsi in un posto dove si pensava italiano quando ancora c'era sì l'Italia, ma non c'era la capitale d'Italia, insomma, quindi e portarci secondo me i ragazzi è molto, molto toccante. Turismo ecosostenibile. Molte di queste dimore sono in campagna, quindi svolgono turismo esperienziale. Su questo poi potremmo disquisire un anno intero con il vice segretario, perché le professioni qua dentro sono tantissime. Questo è un nuovo settore che si sta aprendo, turisti che vengono per vivere l'esperienza della bellezza, no? E vivere in un paese che a loro modo di vedere, magari noi ci viviamo, siamo abituati, però è unico nel suo genere. Quindi vivere la possibilità di alzarsi la mattina e vedere un tramonto in una certa maniera, o di mangiare, no, da un albero un limone particolare, un mandarino o quant'altro. O semplicemente, come mi è capitato qualche giorno fa, alzarsi la mattina in Puglia e avere 21 gradi a fine novembre. Insomma, ecco, questo per uno straniero è una cosa impagabile, è il nostro petrolio. Organizzazione eventi, quello più scontato è comunque importante, ospitalità, cioè camere d'albergo, artigianato e ristorazione. Come vedete, la ristorazione non è tra le cose più frequenti, cosa che invece avremmo nell'immaginario pensato fosse. Qui non sono ristoranti, sono delle dimore dove fanno attività di impresa perché creano eventi, fanno concerti, musica, visite guidate e quant'altro. Le competenze. I ragazzi cosa hanno fatto? Hanno a questo punto provato a incrociare le attività economiche, storytelling, turismo ecosostenibile, turismo esperienziale, eccetera, eccetera, con, diciamo, delle competenze che potremmo anche definire soft skills. Io perché insisto sulle soft skills? Perché in realtà, siccome molti di questi faranno un lavoro che ancora non conoscono, l'importante è che nell'alternanza si facciano le basi, perché poi dopo la tecnicalità la potranno acquisire probabilmente dopo. Questo vale per questo settore, naturalmente. Chi va nell'elettronica o nella meccanica magari è già abbastanza, ma anche lì non è detto. Allora, orientamento al cliente, rapporti interpersonali, comunicazione verbale, abbiamo provato a collegarli, team working, eccetera, eccetera. Queste slide poi sono online, dopo vi dico dove, quindi se volete poi potete anche... Siamo quindi arrivati con questa esperienza qui a fare che cosa? Siamo arrivati ed è stato appunto presentato a Firenze, a definire il protocollo tra il MIUR e le dimore storiche. Questo è quindi un protocollo dove vengono fissati questi principi, e cioè la presa di coscienza che è importante anche, quindi oggi è chiaro che i numeri non sono importanti, ma potrebbero esserlo in futuro, quello che diceva anche il direttore generale. Non dovete pensare semplicemente ma quanti allievi l'anno prossimo potrò mandare in una dimora storica. Che poi, quando io dico dimora storica, si può intendere, allarghiamola a tutto il patrimonio storico-artistico, anche pubblico. Questa è un'esperienza che vale esattamente, perché tanto la dimora storica privata, se è sottoposta a vincolo, ha le stesse dinamiche di un pubblico, quindi è praticamente, se quasi, cioè è un parapubblico, è un privato, ma che deve seguire una serie di norme pubbliche. Questo protocollo è già una realtà, è stato firmato credo a luglio di quest'anno. Abbiamo avviato, e anzi posso dire che ufficialmente che abbiamo deciso proprio ieri con le dimore storiche di avviare formalmente un progetto pilota. Accompagneremo 5 scuole, qui non tante, solo 5, ma che ci servono per capire bene le dinamiche. Quindi queste 5 scuole saranno distribuite ovviamente nei limiti possibili tra il centro, il nord e il sud del nostro paese. Queste scuole, le dimore storiche, stanno identificando con i loro delegati regionali la dimora campione. Le scuole firmano la convenzione con la singola dimora, sempre alla luce del protocollo, naturalmente. Poi la fondazione alla quale io appartengo, alla LUIS, farà il monitoraggio, quindi monitoriamo nello specifico, e poi presenteremo i risultati di queste 5 dimore storiche nell'occasione del Festival dei Giovani che
con l'università insieme alla Strategica Community facciamo a Gaeta tutti gli anni, portando, speriamo quest'anno, circa 20.000 ragazzi. Quindi questo è quello che sta succedendo adesso, nella speranza che appunto questo rapporto successivo possa cominciare, no, a meglio indirizzare l'orientamento di questo percorso, che potrebbe essere fare dei numeri importanti. Ma a parte il numero, quello che è veramente importante è fare capire ai nostri giovani quanto è importante occuparsi della cosa pubblica che sembra relegata, no, nella vetustà, no, di un palazzo storico, ma che invece è il nostro vero patrimonio. Questa è la situazione. Concludo con delle riflessioni sugli sbocchi. Allora, questi sbocchi, abbiamo visto prima appunto una slide per esempio sulle professioni più richieste. Se pensiamo alla filiera creativa e culturale, ecco alcuni dati. Allora, sicuramente professioni specialistiche. Almeno il 32% degli specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestione dei beni e servizi culturali, cioè qui ci serviranno sempre più degli specialisti per gestire le dinamiche della filiera. Poi abbiamo i lavori dimenticati, il riscatto dell'artigianato, il giardinaggio, la cucina. C'è della gente che fa i chilometri per mangiare magari la pasta fatta in una certa maniera con l'olio a chilometro zero, no? Tutto questo è importante che non si perdano, perché poi non dobbiamo pensare solo ai licei classici, ai licei scientifici, cioè abbiamo anche, per dire, tanti istituti, per esempio gli agrari eccetera, o gli alberghieri, dove queste cose non si devono perdere, cioè le ricette della nonna tendenzialmente. Culture tradizionali, i lavori dimenticati. Poi abbiamo i lavori sconosciuti. Ho messo un po' di sigle in inglese, io odio usare i termini inglesi, però non so, digital markets, makers, content manager, eccetera, eccetera. Cioè sono dei lavori di cui abbiamo una prima definizione, ma che ancora bene esattamente non sappiamo come si sviluppano. Ma la cosa più importante, e qui vi chiedo, so che siete affaticati, ma è lo sforzo finale che vi chiedo, è questo, e cioè l'autoimpresa. Abbiamo già visto prima come l'Italia è fatta da piccole e piccolissime imprese. L'Italia sarà sempre più fatta da piccoli imprenditori, cioè autonomi, lavoratori autonomi, persone che si organizzano da soli. I nostri giovani faranno delle iniziative da soli. Ebbene, proviamo a sbloccare l'idea adesso che la dimora storica è l'ente ospitante. La dimora storica cessa di essere l'ente ospitante e diventa l'oggetto di un'impresa, che non è ricondotta al proprietario, ma è fatta da dei giovani. È fatta da qualcuno che decide, facendo una convenzione, di utilizzare l'immagine o comunque il sito. Come avviene questo? Con il genius loci, e cioè il giovane che viene portato dentro quella dimora, ha un'esperienza, ha un'idea, dice ma io forse, quando eravamo a Palazzo Vecchio, una preside di Pontremoli appunto ci ha testimoniato come i ragazzi del suo istituto elettrotecnico hanno deciso di illuminare una facciata di un palazzo, perché durante le feste, ed è diventato, come dire, una piccola impresa che da oggi comincia a fornire servizi di illuminazione esterna, no, ai palazzi. Quindi quello che vi chiedo è di provare a immaginare non più la dimora storica come un'impresa, ma come l'oggetto in cui portare i ragazzi in alternanza affinché loro possano farsi venire delle idee. Bisogna, in sostanza, in conclusione, allargare un po', come dire, anche l'orizzonte, e vi porto infatti a questa esperienza finale. Allarghiamo la prospettiva. Voi vi sarete domandati cos'è questa cosa che ci sta dietro le mie slide, no? Accetto osservazioni, però è difficile dirlo. Proviamo a ingrandire questa immagine. Ancora non si capisce nulla. Neanche adesso capite cos'è, no? Sto ingrandendo la stessa immagine. Forse qualcuno adesso potrebbe riconoscere, ma non credo. Un po' di più. Forse ancora un po' di più. Questa è una villa del FAI, prima abbiamo citato. Non me ne voglia la rappresentante del Veneto se ho preso una villa di un lombarda, ma è la mia, diciamo. Però ecco, come dire, abbiamo dietro lo sfondo una cosa importante e non ce ne siamo ancora accorti. Tiriamola fuori, facciamo che siano i nostri giovani a farlo, perché lo faranno per loro stessi e anche per noi. Grazie.
Bene, ringraziamo il professor Monti che nonostante le bizze della sua, infatti ha avuto un infortunio e quindi lo ringraziamo doppiamente per aver ottemperato, insomma, l'impegno che aveva preso, perché insomma è stata importante per lui la partecipazione. Ecco, il suo intervento è molto interessante per due aspetti. Il primo, perché ci rendiamo conto che dalle dimore storiche, dal patrimonio culturale e artistico del nostro paese possono nascere tanti lavori, tante esperienze di alternanza per tanti percorsi di studi. Quindi apparentemente quando si parla di patrimonio artistico e culturale si pensa al liceo, cioè di mandare i ragazzi del liceo. In realtà anche i ragazzi degli istituti tecnici e professionali possono benissimo trovare un'esperienza di alternanza perché, ripeto, se condotta in una dimora storica che è anche ambiente di lavoro, e questo è importante, i ragazzi ritrovano un ambiente di lavoro che può essere l'ambiente della ristorazione, l'ambiente del turismo, dell'accompagnamento, del ciceronaggio, diciamo, apprendisti ciceroni, tanto per parlare delle iniziative anche del FAI, portate avanti del FAI, e quindi oltre ovviamente a uno sfondo culturale, perché non bisogna dimenticare che le dimore storiche raccontano la storia di chi vi ha vissuto e dell'epoca in cui vi ha vissuto e che è molto importante per la ricostruzione storica. Bene, a questo punto, prima dell'intervento finale del sottosegretario Gabriele Toccafondi, era previsto il mio intervento sul sito dell'alternanza scuola-lavoro, ma guardate, impegnerò soltanto 5 minuti per parlare del sito e poi lascerò la parola ovviamente alle conclusioni. Come entrare nel sito? Dunque, innanzitutto tra tutte le misure di sistema, il sito rappresenta un po' un trade union di tutte le misure che sono state studiate per l'alternanza scuola-lavoro. Un trade union a cui vi si accede tramite il sito del MIUR, perché noi troviamo il sito dell'alternanza scuola-lavoro, vedete, scorrendo sul sito, sulla home page del MIUR, scorrendo vedete c'è il link all'alternanza scuola-lavoro. Se clicchiamo lì si apre il sito dell'alternanza, che è voluto costituire la somma di tutte le misure che sono state per ora attuate e di tutte quelle che verranno messe qui nel sito e che sono a disposizione delle strutture ospitanti, delle famiglie, delle scuole e degli studenti che si interessano di alternanza scuola-lavoro. In sostanza il sito dell'alternanza perché rappresenta il trade union? Perché vedete sempre sul sito del MIUR, e torno un attimino indietro, noi sappiamo che già da tempo c'è un link sulle scuole in chiaro. Da questo link si accede a tutte le informazioni di tutte le scuole sul territorio nazionale, ovviamente riconosciute dal sistema siti, ed è un sito questo dal quale si possono ricavare anche dati aggregati, per cui ad esempio una struttura ospitante che è interessata a ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro può, attraverso una funzione di scuola in chiaro, riepilogare ad esempio tutti i licei scientifici o tutti gli istituti tecnici di un certo indirizzo che insistono sul territorio dove opera l'azienda. Quindi attraverso questo sito Scuola in Chiaro l'azienda aspirante ad essere struttura ospitante può trovare le scuole per allacciare questo discorso. Così che questo percorso si può fare anche all'inverso, cioè la scuola che vuole trovare una struttura ospitante attraverso sempre il sito dell'alternanza accede al registro dell'alternanza di cui vi ha parlato già il dottor Gagliardi prima di me e che non sto qui a ripetere nei suoi contenuti. Quello che altri contenuti che sono nel sito sono questi che vedete nei 4 bottoni a metà
di pagina: scuole, strutture ospitanti, famiglie e studenti. Questi 4 bottoni raccontano come si attiva un'esperienza di alternanza, un percorso di alternanza scuola-lavoro a soggetto scuola, al soggetto struttura ospitante, al soggetto famiglia, al soggetto studente. Per cui, una volta riconosciutosi come soggetto interessato ad attivare un percorso di alternanza, si può tranquillamente accedere e avere delle informazioni su, ad esempio, ho fatto accesso come scuola, come organizzare un percorso di alternanza, cosa fa il tutor interno e il tutor esterno, valutare l'alternanza, il discorso della certificazione delle competenze alla fine del percorso, l'impresa formativa simulata nelle sue 6 fasi che abbiamo raccontato anche nella guida operativa, il piano della formazione dei docenti, ivi compreso il discorso della formazione sull'alternanza, spazi e format alternativi per l'alternanza, la modulistica, racconta la tua alternanza da parte degli studenti, e poi c'è una serie di documenti per l'alternanza. Vi sono anche questi percorsi, vedete, che a seconda se si è dirigente scolastico, tutor scolastico o comitato tecnico scientifico, raccontano un po' l'iter, ecco, graficamente quello che può essere l'iter da seguire per attivare un certo percorso di alternanza. Adesso qui il video me lo ingrandisce forse eccessivamente, però ecco, c'è tutto un percorso logico induttivo che conduce in questo percorso, sempre per favorire l'attivazione di un'esperienza d'alternanza. Cosicché se si è struttura ospitante, ad esempio, vedete che c'è un PDF che racconta le funzioni del tutor esterno e del comitato tecnico scientifico, che, ricordo, è quell'organo ordinamentale di cui si può dotare la scuola e che è rappresentato da una partnership tra quale potrebbero comparire aziende ed enti esterni alla scuola per dare un contributo all'arricchimento dell'offerta formativa della scuola. E anche qui abbiamo tutta una serie di informazioni per le strutture ospitanti. Procedo oltre per segnalare che in alto a destra, oltre alle notizie, abbiamo tutta la normativa raccolta sull'alternanza scuola-lavoro. Qui si riepiloga tutta la normativa e vedete è stato già aggiornato con la circolare INAIL numero 44 del 21 novembre di cui ci ha parlato il dottor Nicifero prima, e quindi è una normativa aggiornata sull'alternanza scuola-lavoro. Qui ci sono note, circolari, leggi, decreti legislativi che richiamano i contenuti dell'alternanza. Questo è il quadro normativo di riferimento. Abbiamo un link alle FAQ, per ora sono state pubblicate una serie di FAQ, direi abbastanza numerose, ma altre se ne aggiungeranno, perché il sito dell'alternanza lo dobbiamo considerare come un work in progress e quindi è eternamente in aggiornamento, in continuo aggiornamento nei contenuti. A questo FAQ naturalmente si aggiungeranno quelle risposte che daremo su altre domande frequenti che sono arrivate. Ultimo collegamento di cui volevo parlare è questo alle 40 storie di successo. Qui abbiamo voluto raccogliere le best practices che sono state segnalate dagli uffici scolastici regionali. Tra quelle segnalate agli uffici scolastici regionali abbiamo preso le migliori di ciascuna. Qui c'è un riferimento, prendiamone una a caso, questa qui del Liceo Scientifico Statale Marie Curie, e questa richiama una scheda di descrizione
di quella che è l'esperienza del loro percorso di alternanza, un determinato percorso di alternanza. Questo perché, come diceva in apertura la dottoressa De Pasquale, le scuole che hanno meno esperienza possono benissimo prendere dall'esperienza delle scuole che le hanno precedute nei percorsi di alternanza. Bene, io mi fermo qui e lascio la parola, invito sul palco il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, Università e di Ricerca, Gabriele Toccafondi. Bene, voi siete degli Highlander dell'alternanza, nel senso che avete fatto una maratona, quasi 3 ore, in effetti una maratona si termina, forse dobbiamo migliorare un po' noi sullo strumento comunicativo, perché poi di cose assolutamente affascinanti e belle da comunicare ne abbiamo sentite molte, dobbiamo essere bravi sul format. Allora, la maratona sono 42 km, 195 metri, io faccio 195 metri, nel senso che sarò assolutamente breve, anche perché il contenuto è quello che abbiamo sentito. Che il tema dell'alternanza fosse un tema in salita lo sapevamo tutti, il mondo della scuola lo sapeva benissimo. E io voglio riassumere 3 principali problematiche che sapevamo e che stiamo incontrando. La prima è di natura culturale, è stato accennato e detto e spiegato molto bene nell'affrontare l'alternanza e quindi questa sfida, il problema culturale. Il secondo problema, diciamo, di natura tecnica, nessuno di noi, Ministero, ha la bacchetta magica. Quindi dall'oggi a domani possiamo cambiare tutto. La terza problematica è che come delega l'alternanza l'hanno data una che di cognome fa Toccafondi. La terza non la possiamo modificare, cioè quella è e quella rimane. La seconda, non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo tanta buona volontà, come abbiamo visto. E per la prima volta il mondo della scuola ha voluto cambiare, ma non da solo. Ha chiesto un aiuto, ha chiesto una mano, ha fatto un appello a tutto il Paese. E devo dire, qui gli interventi sono stati degni di quello che è successo e quello che sta accadendo. Non abbiamo la bacchetta magica, sappiamo che dopo 50 anni di dibattito culturale molto chiaro, scuola e lavoro non devono dialogare, perché questo è successo nel nostro Paese negli ultimi 50 anni, tutti insieme stiamo cambiando rotta e numeri alla mano devo dire che il bicchiere è assolutamente mezzo pieno. Dobbiamo proseguire, non è assolutamente terminato il lavoro che ci aspetta, ma è un tema che non ci ha visto protagonisti solo nel metterla obbligatoria, anzi curriculare l'alternanza e finanziarla. Altro tema non banale, 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016, non una tantum, ma a partire, cioè tutti gli anni. Ma non ci hanno visti protagonisti come Ministero solo nella start-up, nella fase di avvio, ma prosegue questo lavoro del Ministero e degli uffici scolastici regionali insieme a tanti amici sul tema dell'alternanza, per migliorare il tema dell'alternanza. Abbiamo visto il sito, abbiamo visto il registro nazionale sull'alternanza con Unioncamere, il lavoro di comunicazione di Unioncamere, le novità INAIL. Vorrei aggiungere solo le novità che si trovano nella legge di stabilità 2017, perché ci saranno degli sgravi fiscali ad aziende che assumono ragazzi che hanno fatto alternanza. I 100 protocolli d'intesa che abbiamo firmato come Ministero dell'Istruzione o come uffici scolastici regionali, insomma di benzina ne abbiamo messa nel motore e adesso dobbiamo correre. Avendo ben presente che non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo l'assoluta volontà di far fare esperienza ai nostri ragazzi, perché l'alternanza, e l'ultima cosa che dico, è far fare esperienza ai ragazzi. Per questo è curriculare, è scuola a tutti gli effetti, non è altro, e ci crediamo talmente tanto da averla messa come percorso obbligatorio, cioè curriculare.
perché la scuola è il luogo in cui si cresce, si diventa adulti, maturi, si forma la coscienza critica, è il luogo massimo della conoscenza, ma proprio perché è questa la scuola, noi vogliamo che i nostri ragazzi possano fare esperienza, possano scoprire qual è il loro talento, perché i nostri ragazzi hanno tutti un talento, e l'alternanza in quanto scuola, in quanto fare esperienza, è anche la scoperta di un talento. Grazie e buona alternanza a tutti. Bene, a questo punto io direi che abbiamo concluso con i lavori e data l'ora tarda direi di soprassedere magari per delle domande, e vi ringraziamo veramente per la tenacia e la costanza con cui siete rimasti a sentire. Siamo anche in streaming, sì, quindi salutiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito in diretta streaming e arrivederci al prossimo anno. Noi ci vediamo prossimamente su questi schermi. Tanto, perfetto. Ora dobbiamo essere bravi a raccogliere tutte queste informazioni e a inserirle in un contesto in cui può essere circolare in questo arrivederci. Usiamo tutte queste novità, impattarle in qualcosa che può essere scuola. Sì. Il suo intervento, voi siete velocissimi. Io ho legato il numero precedente che assume la Bene, grazie. La dedica a se stesso.